Ce l'abbiamo fatta. Dai. Tutti pronti? Calma. Benissimo. Tutto funziona, tutto in regola. Allora, amici bellini, like subito, like a terremoto, perché bisognava vincere e si è vinto. Nell'analisi ovviamente ci piace, come col Braga. Poi andiamo nel profondo, però i miglioramenti adesso si può dire che si stanno vedendo, poi bisogna essere un pochino più, tirare in porta. Poi le occasioni ci sono state, perché andremo a vedere gli XG alti, qualcosina l'abbiamo rischiata, perché era inevitabile rischiarlo, però almeno c'è stata una reazione veemente dopo il pareggio subito, che se ne poteva esserci veramente una tragedia, un contraccolpo psicologico tremendo, e invece si è reagito subito, e questa è la cosa più importante della partita. Virgola, forse ancora più importante, il ritorno di Mario Rui, perché ci siamo resi conto subito quanto sia importante avere un terzino che arriva, che cross, che ti crea i presupposti, perché altrimenti diventa veramente difficile. E si è rivista, c'è un amico, Riccardo, che mi ha mandato una fotografia, si è rivista Vena, quindi molto molto bene. Do un abbraccio a Nicola, semplicemente meraviglioso. Allora siamo connessi sullo stesso piano della connessione. Bene, allora, calma, veramente difficile mantenere la calma. Ce la possiamo fare. Vi leggo tutti, cerco di leggervi tutti. Like a terremoto, esattamente, Antonio. No, l'arbitraggio che mi è piaciuto, non scandaloso, ma molti secondo me si può dire anche scandaloso, nel senso male, non ha mai avuto il controllo della partita, il Cagliari l'ha messo sulla rissa, non ha saputo fermare le risse in tempo con cartellini gialli che devi mettere a punto, poi fai il cartellino giallo a Rachmani che prende la capata, Rachmani che già era nervoso da subito, insomma c'era molto nervosismo, tutti a fior di pelle i nervi, e bisognava gestirla meglio. Poi dopo sono volati i cartellini gialli per tutti, non bene. Finalmente Mario, e si fa già ammonire, come giusto che sia. Buonasera Giuliano, va recuperata questa qua, se te la puoi recuperare. Il primo tempo, io ripeto, hashtag Benino lo potete scrivere, è l'hashtag proprio del Napoli, perché si crea, però non era Scuffetti il migliore in campo, anzi, e ci tengo a sottolinearlo, la parata vera la fa Meretti in uscita, perché altrimenti lì sarebbe successa una tragedia con Nandez, anche se dobbiamo dirle tutte le cose, c'era probabilmente un fallo sull'Obot, e quindi c'era il pericolo di nuovo di fare la storia dell'Inter. Con l'Inter è una cosa, col Cagliari chissà, però vi abbraccio tutti. Chi c'è? Davide S nel gruppo Telegram. Io non lo so se tu sei un Davide che già sta nel gruppo Telegram, si stanno accumulando tutti i nomi propri, i primi nomi, no? First name. Ricordo a tutti quelli che si abbonano di scrivermi in privato in qualche modo su Thread, per esempio su Threads ci possiamo scrivere, potrete mandarmi cose, e vi aggiungo al gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Sto anche aggiungendo una cosa, qualche video che riesco a fare uscire di mattina, gli abbonati hanno la prelazione, cioè possono vederlo in anteprima proprio in mattinata, poi dopo esce per tutti, perché ovviamente esce per tutti.
Ho sofferto molto stasera, ma uno sono felice. Eh sì, il titolo della reaction che vi invito a vedere è Buttare il sangue, e riguarda un po' me, un po' i giocatori che devono buttare il sangue, un po' tutti quelli che hanno sanguinato, perché ha sanguinato Nathan con la vistosa fasciatura, ha sanguinato di nuovo Osimhen, insomma, buttare il sangue. E almeno nel buttare il sangue uno si prende soddisfazione quando arriva il risultato, perché vedi la combattività, vedi il non voler mollare, e questa è una cosa sicuramente positiva. Allora, adesso se Rachmani sono troppo scarsi, Silva, questo poi nelle cose che dobbiamo analizzare sicuramente dobbiamo vedere di recuperare la forma, perché poi Rachmani sì, lo so, sta avendo delle difficoltà, non è un grande periodo, però magari si può riflettere su una coppia che aveva fatto bene anche con Garcia, che era Nathan Ostigard. Effettivamente avevano fatto bene con Garcia, e ci si deve riflettere. Secondo me Mazzarri ci deve riflettere. Adesso ovviamente c'era questa emergenza, quindi bisognava dirottare Nathan a sinistra. Adesso secondo me è il caso di rifletterci seriamente, perché se abbiamo difficoltà con i cross, Ostigard è sicuramente una soluzione, perché Nathan si sta comportando bene e ha prospettive di miglioramento, cosa che non può avere Juan Jesus, perché siamo negli scampoli finali della sua carriera. Rachmani bene o male è questo, quindi secondo me ci si deve ragionare. Lo so, Brewer, arbitro pessimo senza dubbio, è troppa fatica, è giusto dirlo, perché l'ho messo come titolo che fatica. Non lo so se che faticata, insomma, se non l'ho messo ci ho pensato a chiamare questa partita che faticata. Allora, +3 nella scatola del campionato. Esattamente, Peppino, next game, assolutamente. Io poi lo so che è arrivato il momento di fare un po' di turnover, perché questi devono recuperare la Coppa Italia, eccetera eccetera, però a me la Coppa Italia non la vorrei snobbare troppo. Attenzione a non snaturare troppo. Qua andiamo veramente nei dettagli, e nei dettagli dobbiamo essere bravi a fare le scelte giuste. Stanno volando tutte le cose, vediamo un pochino. Allora, buonasera amiche Bellini, amici Bellini. Vale, aggiusta il bot. Mario Rui, io a Rizzo, possiamo ragione, possiamo aggiustare movimenti ad accompagnare un terzino, lo libero di molte paletti, marcenario o mercenario. Crispito, esatto, Crispito è l'hashtag della reaction. E che Crispito, assolutamente sì, caro Fabio. Un abbraccio Alexei, un weekend tutto azzurro. Caro Mare Chiaro, ce l'ho, non lo so se ce l'ho ancora, l'avevo cominciato, poi è difficile gestire tutto, poi in quella piattaforma mi pare che il multistreaming non è permesso, se poi cerchi di monetizzarlo, era un macello, quindi mi sono alla fine concentrato, voglio farlo qua e voglio farlo bene, perché fare troppe cose, poi lo diciamo a De Laurentiis, vale anche per noi, fare troppe cose alla fine non si fa niente bene. E quindi per esempio se vedete una bella grafica è perché bisogna delegare, e ringraziamo sempre gli amici di We Like, lasciate i We Like. Hashtag Benino, ciao Francesco. Politano veramente meritava veramente il gol, era il migliore, e speravo in una partita, magari la prima partita, che Politano potesse finire senza essere sostituito. Poi arriva anche il cartellino giallo, lo capisco, nell'affanno finale aveva senso mettere poi Zanoli alto e mettere Lindstrom dall'altra parte. Peccato. Siamo se sono giuste le statistiche che mi dice Paramount Plus, siamo a 67 sostituzioni consecutive per Politano. Non so se è un record, ma è qualcosa di incredibile. Un abbraccio Bra. Dopo l'1-1 ero convinto di perdere, sì, abbiamo pensato un pochino tutti, ma il guardalinee che non vedo una deviazione. Bravo Portugal, Massimo, l'ho detto in reaction, cioè ci sono delle cose che tu dici vabbè non lo so, e magari l'intensità, certe cose troppo evidenti per non essere viste, e si vede proprio che la palla sta andando da una parte, deviazione pulita, cambia proprio direzione. Come si fa a non vedere? Poi non influisce, ma queste sono le cose più incredibili, perché poi degli arbitri ne dobbiamo parlare. Ieri ci sono state polemiche pazzesche,
ma andiamo nello specifico, perché se andiamo a parlare, ognuno dice ma questo non l'avevi valutato così e questo non l'avevi valutato così. Bisogna pensare a delle regole che siano meno interpretabili e le devi applicare uguali in tutte le situazioni. Ci sono situazioni dove non si può discutere. E poi, e ci tengo moltissimo, nel momento della partita l'adrenalina ti può scappare qualcosa, va benissimo, e nel racconto di dopo a bocce ferme che non si possono sopportare certi racconti e certe narrative. Esatto, Anna, è tornato il mio marittiello in veste di Francis Begbie, sono felice, è bellissimo, è troppo importante. È troppo importante, si pensava di poterlo fare tornare in campo magari a partita, sai, in ghiaccio, poteva essere un'idea, e invece ce n'era proprio bisogno per vincerla, e meno male che è entrato, che ha avuto subito quell'impatto giusto e magari adesso può prendere minutaggio con il Frosinone e recuperare la forma ideale, migliore, che probabilmente si fa con le partite. Allora, ciao Valerio, ciao a tutti. Ho giocato per un po' a pallone, ma se un difensore ti rotola addosso spingendosi rovinosamente a terra, non è calcio di rigore, e poi lo stesso ti incorna su un angolo. Sì, Antes, parli di Goldaniga su Osimhen, l'ho notato, si gira, ignora completamente il pallone e ti rotola addosso sputtandoti a terra. È rigore al 100%. Hai ragione, hai tutte le ragioni del mondo. Poi ci sono state moltissime altre situazioni un po' grigie, ma questa è abbastanza netta e può fare il paio simile, ma addirittura più netta di quella tra Cambiaso, la trattenuta di Cambiaso a Kvara, perché lì a un certo punto sbracciano entrambi e ognuno la può vedere in un modo. Ma questa qua nello specifico, hai proprio ragione, non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. E vedo Valerio, dovrebbe comparire il dio del calcio qui, non lo so, forse c'è un pochino di ritardo perché siamo in tanti, ma comincio a leggere. Vi porto avanti. Non vinceremo lo scudetto perché la distanza è abissale, perciò gentilmente vediamo di passare il turno in Coppa Italia. Sono 2 anni che usciamo agli ottavi. Mi piace tantissimo questo messaggio e mi piace tantissimo la mentalità. Quando si parlava il traghettatore, cambiare eccetera eccetera, vedere per l'anno prossimo, sì, tutto quello che volete voi, ma il traghettatore dopo 12 giornate di campionato c'è ancora tantissimo da fare. C'è la Coppa Italia, c'è la Supercoppa dove Mazzarri si può togliere uno sfizio. Eccolo qua. Sì. Si deve togliere uno sfizio Mazzarri perché la Supercoppa, quella là di Pechino, quindi lì ovviamente è un altro che deve essere un obiettivo stagionale. Io non voglio sentire parlare di patto per il 4º posto, non lo posso sentire. Ogni volta che si dice il patto per la Champions, il patto per lo scudetto, il patto per non ammutinarsi. Ogni volta che si parla di patto vuol dire che c'è qualcosa che non va. L'anno scorso non si è parlato di nessun patto, perché andava tutto bene, non c'era nessun patto da fare. Quindi stagione da affrontare con grande orgoglio in campionato, fare il massimo possibile. E io avevo lanciato questa idea di vincere il campionato delle sorelline. Se se ne va il Milan, se ne va e non ci possiamo fare niente, il distacco c'è, però devi vincere il campionato delle sorelline, mettitelo come obiettivo. Non è un patto 4º posto, significa se adesso non stecca l'Inter, non stecca la Juventus, il Milan in qualche modo ce la fa, ha il dovere assoluto di essere la migliore squadra a parte quelle 3, che storicamente lo sappiamo. A parte quelle 3 devi dimostrare di essere la migliore squadra, perché altrimenti questo qua poi perde valore. E non possiamo accettare che si perda valore, non possiamo accettare che ci sia poi una narrativa retrograda, no, non è retrograda, che vuol dire retroattiva, ecco, una narrativa retroattiva che poi va a inficiare quanto di bene si è fatto l'anno scorso, perché già sto sentendo, un'annata fortunata, no, con grande merito, con giocatori forti e facendo tutte le cose per bene, quindi farlo con grande orgoglio, il campionato
Coppa, assolutamente sì, non abbiamo una bacheca sconfinata. Vincerle le coppe, aggiungere trofei, aggiungere argenteria, quindi Coppa Italia, Supercoppa, andare più avanti possibile in Champions, ovviamente per troppi motivi, ranking eccetera eccetera, assolutamente sì, sono d'accordissimo. Buonasera, anche tu qui, grande Napoli. Vincenzo, certo, anche io qui, anche tu qui, ovviamente, io qua ci sto da un pochino di anni. Mazzari, le interviste ha appena detto Quara, ho imparato la pronuncia, però ancora meglio, sicuramente meglio di Cabra, almeno mettiamo così. Quara, mi pare che Pardo lo chiama Quara con la Q, diciamo così. Per me è molto semplice dire Kvara, non è proprio difficile, però accettiamo gli sforzi. Per quanto riguarda Cagiasti, io mi sono permesso di fare un meme che ho postato su tutti gli altri social, su Instagram, su Twitter, su TikTok, perché anche il ragazzo ci mette del suo e si presenta con le treccine a Di Maro, dove era a Castellisagro, e ci disse Jens Caiuste, ci disse proprio Caiuste, io imparai, registrai Caiuste nella mente e Caiuste. Poi lo vediamo col video ufficiale con il Napoli, con l'afro bello limpido, e dice Jans Cagiasti, e lo dice all'americana. Lui ovviamente può scegliere, mezzo svedese, mezzo haitiano, è giusto che sia così, però ci mandi pure in confusione. Quindi scegliete voi, Cagiasti, Caiuste, come preferite, l'importante è che giochi bene. 300 spettatori e solo 66 like vuol dire che mi fermo. Dai, guarda, per far arrivare i like vi faccio vedere gli XG. Vi convince? Vi convince un XG di 3, quindi il Napoli 3 gol li doveva fare, tutte quelle occasioni, pallini grandi ovviamente, che andavano fatti, però pure il Cagliari, 1.84, 2 pallini, il gol ovviamente viene da vicinissimo, quindi fa un XG molto alto, e poi in quell'altra occasione accanto a lui, partita al cardio Pep di Palma. Dai con i like, 161, si può migliorare. Caiaste, Cagiusti, non Caiust alla francese, sicuramente meglio non alla francese, il francese oramai siamo terrorizzati e traumatizzati. Buonasera Rino e buonasera a tutti, finalmente una vittoria di volontà, ho visto gli occhi dei calciatori del Napoli illuminati di gioia, emozione che ha regnato sul terreno verde, forza Napoli. Qua mi piace per esempio cominciare a dirlo, perché finora la narrazione delle grandi emozioni, dei sorrisi, così si rifaceva a un Napoli antico di più di 10 anni fa, e non si era vista in campo onestamente. Adesso si può cominciare a dire occhi della tigre, cuore Napoli, saranno tutti questi titoli domani, cuore Napoli, Napoli infinito, tutte queste cose qua. Noi nello specifico andiamo comunque a fare la nostra analisi, però invece di dirle vuote queste cose, adesso le possiamo riempire, perché c'è stata la reazione dopo il gol preso, e quindi così. Diciamolo anche che c'è stata una stragiocata di Osimhen, altrimenti il Napoli comunque faceva difficoltà, e anche il gol di Kvara poteva quasi, perché il palo di Rachmani, il palo di Kvara. Esistono dei momenti, e questa è una verità assoluta nel calcio, esistono dei momenti. Ora si spera che questo momento, dove sembra che ti va anche tutto male, ed è difficile da dirlo per un allenatore, perché sembra che accampi scuse così, ma esistono dei momenti in cui ti va tutto storto. Il palo di Rachmani sembra quasi ok, allora non vuole andare questa storia. Invece il palo di Kvara, palo interno gol, quindi potrebbe essere questo il momento in cui dice mi sono liberato di questo velo di opacatezza che ci stava intorno, e speriamo di essere ancora più incisivi. Notizie su Osimhen non lo so ancora, perché insomma ha preso anche lui botte importanti. Cerchiamo di capire. Sicuramente possiamo dirlo adesso che dovrà riposare con il Frosinone, al di là di quelle che sono le sue condizioni, perché sarebbe veramente assurdo
se non vedere, non dico Simeone, ma almeno Raspadori, cioè se ci sono delle direttive, tutto quello che volete voi, però Raspadori è logico che entri oggi, perché se andiamo a vedere la posizione media, secondo me entra più da mezzala. Entra più da mezzala al posto di Kaius, ovviamente una mezzala la Zielinski che si avvicina all'area, che è libero di spaziare, però era logico che però Simeone abbia perso completamente il contatto con il campo, manco è giusto, e lo dobbiamo tenere caldo, lo dobbiamo cominciare a portare in forma partita, perché tra un po' Simen Coppa d'Africa, quindi conviene a noi, oltre che fare del bene al ragazzo, conviene a noi tenerlo in subito, metterlo in forma, che Simeone è uno di quelli che se lo metti in forma ti performa alla grande, ma se lo devi utilizzare a spizzichi e bocconi non sempre può fare miracoli. Il gol di Politano lo voglio vedere annullato alla Juve. Fernando, però là secondo me è una decisione corretta. È una decisione corretta, perché se Osimhen non sta dietro al difensore che va praticamente in anticipo, magari il difensore può spazzare con più efficacia, quindi secondo me lì è corretta la decisione di annullare. Poi ce ne sono state altre cose che non mi hanno convinto proprio. Se Lindstrom non gioca di più non sapremo mai se è in condizione almeno per essere un sostituto decisivo. Giusta considerazione. Brochenocci. Io non mi aspettavo oddio, tu te lo puoi inventare, secondo me lo abbiamo diciamo ipotizzato un Lindstrom che possa giocare anche al posto di Zielinski. Capisco. Io ho subito detto ai ragazzi, se è fatto male Zielinski, e ovviamente Kaius è la scelta di Mazzarri, perché non solo perché Mazzarri ha detto compatti, non prendere gol, quindi un concetto un pochino più difensivista per uscire da questa crisi, ma anche lo ha fatto anche durante le partite, spesso ha tolto Zielinski e ha messo Kaius, e spesso abbiamo già visto la linea a 3 con Kaius e Lobotka e Anghissà. Poi Kaius non ha lo stesso Anghissà, c'è una chiave tattica secondo me interessante, che non so quanto abbia funzionato nel primo tempo, che con Kaius già il Napoli, ed è interessante questa cosa qua, già il Napoli sta spingendo molto di più a destra che non a sinistra, e ce lo spieghiamo perché con Nathan è più logico che funzioni la catena di destra con Politano e Di Lorenzo in grande forma, e quindi ti ritrovi un Anghissà molto alto. C'è uno screenshot che vi farò vedere domani, penso intorno al 26esimo, qualcosa del genere, si vede Anghissà proprio in linea con Kvara e Osimhen, proprio che spingeva tantissimo, che però non ha questa grande rifinitura, non mette dei cross perfetti, non tira perfettamente, quindi Anghissà che prende l'idea di Zielinski, quindi della mezzala che accompagna di più invece di Kaius. Contemporaneamente è chiaro, se tu ti vuoi giocare con un po' più di qualità contro il Cagliari, hai l'opzione Gaetano, e lo vogliamo prendere in considerazione. Se non vuoi mettere Lindstrom, io insisto, grande, probabilmente a grandi spunti, si deve vedere in allenamento quanta attitudine c'ha per la fase difensiva, altrimenti come non lo vedeva Garcia, come non lo vede Mazzarri, non lo vedrà nessuno, perché l'ho notato anche oggi, era vicino al pallone e non va a metterci il piedino nella scatola della partita di Lindstrom. Ci deve essere quella voglia di andarci a mettere il piede, non ce l'ha nelle sue caratteristiche. Di conseguenza sulla fascia serve uno Politano, e Politano lo dico proprio come aggettivo, un Politano, perché Politano grandissima generosità, voglia di fare quella rincorsa in più, voglia di andare a marcare, e lo ha fatto vedere, anche voglia di spendere un fallo, anche voglia di prendersi un cartellino giallo. Queste sono cose positive che mi prendo da questa partita, perché la voglia. Lindstrom ha sicuramente dei colpi importanti, ma se Lindstrom fosse efficace come lo era a Kvara l'anno scorso, si giocherebbe e si cercherebbe un'altra soluzione per schermare quello che non fa in fase difensiva. Evidentemente ancora deve crescere, e quindi siamo nella logica delle cose. 76 sono pochi, ma di cosa state parlando? Chissà, finalmente il 50% delle volte un ulcio, l'altro 50% nella stessa partita. Sì, è proprio così, Mario. Oggi abbiamo anche l'immagine, grazie alla regia, che chissà una scarpa sì e una scarpa no. È proprio perfetto. E la andrò a recuperare, ci faremo anche lì dei meme e delle cose.
Allora, stasera arbitraggio mercenario con Danica, Augello, Pavoletti, due di questi da citare avrebbero dovuto farsi la doccia. Non sono assolutamente in disaccordo, Massimo. E chissà cosa ci aspetta contro la banda Mourinho. Questo è stato, bravo, se la vedi così è stato un anticipo, è stata una preview di quello che potrà essere in grande, perché poi il Cagliari la può mettere sulla rissa e ti può innervosire, però poi non hanno le qualità tecniche per farti male quando devono approfittarne, mentre la Roma la può mettere sulla fase, insomma, del nervosismo. Oltretutto l'anno scorso si devono togliere anche dei schiaffi da faccia, attenzione, quindi sarà veramente una battaglia incredibile. E oltre a metterla sul piano fisico e sul piano del nervosismo, hanno anche dei colpi che possono utilizzare, quindi veramente quella partita deciderà se tra le sorelline possiamo avere la meglio oppure no. Il guardaline che fra la rimessa laterale non date il primo tempo e fallo sullo Botka, mica male. Hai ragione, era proprio su quella zona là. Hai ragione, Francesco. Vedo un Tore Falanga agguerrito. Vedo un Tore Falanga agguerritissimo in attesa di Diego. Che come proprio è quasi Halloween. Ma il giallo a Rui per ostruzione non è stato un po' eccessivo? Mi sa che davvero gli arbitri con noi stiano adottando un metro diverso. Al gol di K77 ho urlato più che potevo, stavo per spaccare la sedia. A Rui gli serve assolutamente sì. Anch'io ho urlato per tantissimi motivi. Prima di tutto quello che fa Osimhen è fuori da questo mondo, perché Osimhen è anche quello che nel primo tempo mette quel cross tutto svirgolato, perché la tecnica non è, ecco, la tecnica individuale non è il suo forte, e lo sappiamo benissimo. Però c'ha questa straripanza fisica, e un giocatore che arriva, se non sbaglio, ottavo ai palloni d'oro non è scarso, non può essere scarso. È uno che se lo metti a palleggiare in volo così, poi mentre sta palleggiando si sta anche tenendo a bada 2 o 3 difensori che ti mordono le caviglie, che cercano di farti fallo, eccetera eccetera. Poi è la sua fisicità che permette, quando il pallone cade a terra, di tirarselo col piede da dietro, quasi di tacco, e andare avanti e riuscire anche a mettere il cross. E ha fatto qualche cosa di straordinario, quindi già là l'urlo che sale. E poi Kvara che prende il palo, quindi prende palo gol, anche lì, cioè se fosse uscito quel pallone, mamma mia. E invece è un gol di prepotenza, di rabbia, di forza, un po' come fece quel gol di forza contro la Lazio l'anno scorso. Eppure non l'aveva presa benissimo, cioè che non la prende di collo come con la Lazio o come con l'Atalanta, dove spacchi la porta, va bella al centro e prende sul palo. Quindi non ci si può, sicuramente le emozioni non mancano, nonostante prima che arrivassero i gol, non dico noia, perché la noia non fa parte di quando guardo il Napoli, non c'è né noia né stanchezza né niente, però c'era un po' la solita partita dove ce la passiamo tra di noi e così. Invece poi sono arrivati dei colpi importanti, e anche il colpo di testa di Osimhen nella sua forza si porta dietro anche la parata di Scuffet. Buonasera Pietro. Sera Vale, arbitri da rivedere, va rivista, mi permetto. Ma Sarri disse che quando Gonzalo andrà sul primo palo diventerà capocannoniere, quando Osi lo farà ogni volta manca un uomo lì, anch'essa un po' distratto. Giusta considerazione, nei movimenti Osimhen deve riprendere un pochino di confidenza. Nel frattempo do il benvenuto a Dario Di Francesco. Deve riprendere un po' di confidenza, e questo arriva anche con lo stato di forma, però è il Napoli pure che deve un po' variare la qualità dei cross, deve riempire area, dici bene, non può stare da solo, quindi se lui attacca il primo palo poi qualcuno deve attaccare il secondo, alle volte lo fa Kvara, ma ci deve arrivare almeno una delle mezze ali, perché altrimenti diventa prevedibile, lo possono raddoppiare. Nonostante lo raddoppiano, quando il pallone è giusto, abbiamo visto che Osimhen fa gol, e questa è la cosa più importante. Però ci sono margini di miglioramento anche nel suo stato di forma. Ancora non siamo arrivati a 300 like, mamma mia.
Dobbiamo aggiustare lo Zana, e vabbè, ma tu non lo devi scrivere più, lo dovrei togliere. Dai che ci serve il tuo apporto, che poi ci serviva il suo apporto. Lo Zana è stato trattato un po' maluccio, però va bene, non fa niente. Buonasera, The Gag. C'è Wikipedia che ha fatto peggio di Mazzarri. Lo so, Massimo, il apostrofo Vara. Io non lo so se dal Giorgiano poi è corretto mettere K apostrofo, ma se fosse nelle sue... se fosse corretto per il ragazzo lo avrebbe fatto scrivere sulle maglie. Io mi tengo quello che... Anzi, lui ovviamente è orgoglioso del suo soprannome e non lo accorcia, però tu puoi anche scegliere di mettere altre cose. E io metterei proprio Kvara, proprio è bello, io me la sono fatta fare una maglia, la maglia del Fantacalcio, Kvara 77, è di una forza e di un impatto incredibile. K apostrofo Varaschelia, non lo so se è una cosa corretta dal Giorgiano, dall'alfabeto Giorgiano al nostro, però sappiamo che Wikipedia è libera, ognuno può aggiungere delle cose e se nessuno va a modificare gli errori restano, quindi Wikipedia va sempre preso con le molle. Potrebbe anche, vai, falla la ricerca, io mi fido di voi ragazzi. Piccolo problema all'inguine, però sì, me lo ha detto Mazzari, domani lo valuteremo, ma dicono nulla di preoccupante. Molto bene, il nostro addetto stampa. 70 minuti di dominio senza fare gol e tiri in porta, come mai? È perché non siamo brillanti, ancora è difficile prendersi la responsabilità, qualcuno sta tirando di più da fuori, su richiesta anche di Mazzarri. A me non fa impazzire questa cosa, nel senso che va bene tirare da fuori, ma non deve essere quella la soluzione. Bisogna ritrovare degli automatismi dove liberi poi degli uomini al tiro, tiri che hanno più efficacia. A me piace il tiro da fuori, è bellissimo ed è un grande impatto anche estetico. Però sai, arrivare fino in fondo, crossare meglio. Oggi siamo arrivati spesso fino in fondo, ma non abbiamo crossato bene. Riempire l'area, l'inserimento delle mezze ali, ci sono tante cose che il Napoli faceva bene l'anno scorso e che dobbiamo ricominciare a fare, assolutamente. Esatto, Francesco, sì, in foto, una foto, è proprio quello che me l'hanno mandato, ve lo posso far vedere da qui, vedi, finalmente la vena, l'amico Riccardo, aspetta, eccolo qua. Ah no, c'è Caputo Francesco, ma adesso che Caputo Francesco non si, metti a fuoco, eccola qua, mamma mia che vena, finalmente la vena. Fatemi salutare Caputo, un abbraccio, sempre Allegri out, sempre amico mio, anzi Allegri in, perché i tifosi avversari dicono sempre mantenetevi allegri così giocate male. Io vado un pochino più nel profondo, perché giocate male sì, anche col Genoa si è visto, e mi fa piacere, visto che stai qua e visto che noi parliamo del Napoli, però dobbiamo confrontarci con le altre cose. Per quanto riguarda il lamento sull'arbitraggio che ha fatto il giro del mondo, e adesso dicono Massa va fermato, se fermano Massa adesso vuol dire che le cose non funzionano proprio benissimo, andava fermato prima. Adesso recupero anche Michele, però ci tenevo a dirlo, c'è un rigore per il Frosinone, cioè lo dico tranquillamente, un rigore grigio che si può dare o non dare, quindi non un rigore clamoroso per il Frosinone, sempre Cambiaso che, attenzione, spesso fa questi errorucci e viene spesso graziato, attenzione a Cambiaso, ce l'ho anche io nel Fantacalcio, quindi lo seguo bene. Rigoruccio per il Frosinone. Il rigore che loro reclamano per il fallo di mano non è mai rigore, perché sbatte prima sulla coscia e poi ravvicinato fa il doppio tocco sulla mano, quindi non è mai rigore. Quindi non vi lamentate per quella cosa là. Quello su cui si deve recriminare, e assolutamente sono d'accordo, rosso diretto per Malinowski, non c'è dubbio, gamba proprio tesa, in volo, per fortuna chi ha preso il colpo, non so chi fosse, aveva la gamba non a terra, perché lì si rischia di spezzare. Un po' come si è detto per Lukaku, si deve dire per Malinowski, e lì c'era il rosso assoluto. Dopodiché, se Marocchi dice a questa difesa non fa gol nemmeno Maradona,
Ha risposto Gudmundsson, non serve Maradona, basta un Gudmundsson per fare gol. Fanno un bel gol quelli del Genoa. E quindi, no, Frosinone ho detto prima, Genoa, perché avevano una maglia gialla strana e quindi così. Andiamo avanti. Kvicia l'hanno picchiato per neanche un giallo. Vero, Angela, verissimo, assolutamente verissimo. Raffaele, più brillanti in difesa. Sì, dobbiamo essere più concentrati, continuiamo a interrogarci sullo stato di forma, sullo stato fisico, no? della squadra, però a me sembra che stanno tenendo per tutta la partita e sono più questioni tattiche e questioni psicologiche che poi vanno a inficiare sul rendimento. Per quanto riguarda la difesa, siamo stati in grande emergenza con poco tempo anche per allenare certe cose, quindi queste sono le attenuanti che diamo a Mazzarri. Adesso è finito il tempo delle attenuanti. Mazzarri che continua a dire non mi ricordo quante partite ho giocato. Le contiamo insieme, caro Walter. Hai giocato contro l'Atalanta e hai vinto, hai giocato con l'Inter, con il Real Madrid e hai perso, con l'Inter hai perso, con la Juventus hai perso, poi hai vinto col Braga e adesso hai vinto col Cagliari. Siamo a 6 partite, porta il conto perché noi lo portiamo. E adesso non ci sono più problemi e dubbi, dobbiamo assolutamente fare i filotti, i famosi filotti. -10, vai. Eccolo Michele. Finalmente è tornato Marettiello e si vede quanto si è sentita la mancanza di Zielo e Elmas. Mamma mia, mancava proprio il filtrante. Esatto Michele, esatto. Quando poi si dice che uno se la passa, però poi non arrivi a fare il penultimo passaggio, l'ultimo passaggio che ti porta al tiro, è quella qualità lì, è quella qualità che magari Elmas la fa con un saltando l'uomo, perché Elmas nelle ultime partite ha dimostrato una tranquillità nel saltare l'uomo fuori dal normale. Elmas fa il Kvara, no, diciamo che Elmas fa l'Elmas, perché molto spesso è anche più efficace alle volte di Kvara nel dribbling. E Zielinski invece c'ha quella visione, c'ha quei movimenti, sa come muovere il pallone e manda fuori giri 2 o 3 dei suoi avversari. Mandando fuori giri gli avversari tutto si sposta, tutto shift e quindi si libera qualcun altro e la palla gira meglio. Quando la palla gira meglio si creano gli spazi per andare al tiro. Consideriamo che il Cagliari è venuto a fare le barricate, ha messo le 2 punte, sì, però sperando magari in momenti da calcio da fermo, perché poi non è che hanno impostato una partita nel gioco, hanno impostato una partita in ripartenza come è giusto che sia, giocandosela con i lungagnoni ma mettendola sulla rissa. E che bello, al di là di quelle che sono i rapporti con il tifo cagliaritano, che mi interessa poco, che bello che quando vengono a fare questo tipo di partita se ne tornano a casa senza punti, così almeno arriva anche un messaggio: non è detto che facendo la barricata ci fermi, una soluzione, questo era il discorso dell'anno scorso, una soluzione il Napoli la trova e ti fa gol. Questo è il messaggio che dobbiamo lanciare al campionato, perché era passato il messaggio: ma sai che a Napoli, sai che al Maradona ce la giochiamo e possiamo fare lo scherzetto. E questa è la cosa più importante, mandare un messaggio diverso. Caputo Francesco: quando ha parato ho esultato, sempre Allegri out. Francesco è bello tosto, senza dubbio, e lo capisco, perché se poi uno oltre ai risultati vuole vedere anche un minimo di gioco, la squadra c'è, non è che con quei giocatori si possono fare delle cose, e si vede anche da alcune dichiarazioni, no? Noi che guardiamo sempre le dichiarazioni per capire se i giocatori sono in linea con l'allenatore, spesso Chiesa ha detto delle cose, parlando di Spalletti in nazionale ci troviamo bene perché giochiamo a calcio, è meglio prendere un rischio, però essendo propositivi, secondo me gli attaccanti sono un pochino frustrati dal non gioco, dalle poche occasioni che hanno, poi si trovano comodi i difensori nel difendere bassi e nel ripartire, però non è bellissimo, poi può essere efficace, ti può portare dei punti. Però, caro Francesco, se dovessi scegliere una, preferisco a quel punto l'Inter tra le loro due, perché almeno ci fanno vedere un po' più di proposta,
e sono un pochino più propositivi. Andiamo a leggere il rinnovo di Zielu. È sicuramente uno dei temi, non si vede la luce. Valerio Awakening, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale, non c'è problema, veramente mi fa piacere. Noi abbiamo superato i 20.000, ma ricordiamo sempre che dobbiamo superare Libero, perché abbiamo superato Tutto Sport e ci fa piacere. Ci abbiamo pure Caputo Francesco, abbiamo superato il secolo XIX, il Tirreno, ma dobbiamo superare Libero, quindi poi dopo avremo altre nuovi obiettivi, ma Libero a 20.000 di tiratura, dobbiamo assolutamente andare oltre e se io raggiungo i 25.000 si sblocca qualcosa di incredibile, ma poi ne parleremo. Rinnovo di Zielu, bisogna capire come il rinnovo di Osi, che danno per cosa fatta, siamo in attesa di novità. Secondo te di cosa abbiamo bisogno a gennaio? Centrocampista o un difensore in più? E cosa si farà con Zanoli? Kevin, la domanda è pertinente, come diceva Totò, la domanda non è pertinente. La domanda è pertinente, cioè chiedersi cosa si farà con Zanoli, cosa si farà con Gaetano, cosa si farà con Zerbin, cosa si farà con questi, tra virgolette, cosa si farà con Demme, cioè con questi esuberi che fanno parte della squadra, che giocano poco o niente, che tu puoi sostituire con magari dei giocatori che piacciono di più a Mazzarri, che Mazzarri vede di più, e magari dei giocatori che anche in prospettiva, perché devi cominciare a pensare anche al futuro. Questo secondo me potrebbe bloccare un pochino il mercato. Quando il Napoli prende Gattuso e lì c'era da recuperare, eravamo molto lontani dal quarto posto, la voglia di recuperare e di provare a fare il possibile per entrare in Champions non si fece, però bisognava sistemarla la squadra, si prese Dembélé, Lobotka, Politano. Poi si continuò con Gattuso perché arrivò la Coppa Italia, perché sembrava in quel momento l'uomo giusto, e va bene. Adesso già sai bene o male che non continuerai con Mazzarri. Ed è anche strano poi ascoltare lui se poi vai sul mercato a comprarti qualcuno così. O fai un'operazione tipo Zanoli Beresischi, cioè che non toglie e non mette niente, cioè prendi uno che magari è un po' più pronto. Io poi tra Zanoli e Beresischi faccio sempre a Zanoli, è più pronto. Ma se Beresischi è scarso sarà più esperto, ma Zanoli a me convince di più di Beresischi. Vabbè. Tant'è vero che l'anno scorso Beresicchi non ha mai giocato, ha fatto quell'unica presenza con la Cremonese e poi ha scudetto raggiunto. Quindi cosa abbiamo bisogno a gennaio? È una buona domanda, però dobbiamo capire prima di chi ti liberi, perché il Napoli non è che si ritrova con 5 centrali, aggiunge un altro difensore o aggiunge un centrocampista quando ci sono dei giocatori che già non giocano. Quindi è una bella domanda, ma non sono sicurissimo che si interverrà sul mercato. Poi veramente non potrà utilizzare la solita frase: è il mercato di riparazione, siamo primi in classifica, non ho niente da riparare. Qualcosa da riparare c'è, ci sarebbe o c'è? Sicuramente c'è. Forza Napoli dal Belgio, Simen per sempre, grande Pietro, ti saluto con grande piacere. Valerio Awakening trova il canale, l'hype per la lampada sparando nella webcam, sì. Non mi ricordo chi scrisse pure un commento che disse da uno che poi si occupa di cinema non è possibile avere la luce al contrario, che invece di puntare su di te. Ma Guido ci fa un grande favore già a venirci a trovare e va bene così. Poi sono io che con le grafiche devo migliorare. Possiamo dire che Ostergaard meriterebbe molto più spazio? Sì. Ricordiamo che tra le cose almeno Garcia ci fece capire una cosa, ecco perché io poi resto comunque legato agli allenatori che parlano, allenatori che mi fanno capire delle cose, e ci disse anche Ostergaard voleva andare via. Il discorso degli scontenti, ovviamente se una squadra è già ci sono i titolarissimi, quelli che oramai sono nelle gerarchie e non si possono scavalcare queste gerarchie, Ostergaard aveva chiesto la cessione. Garcia riesce a convincere Ostergaard a rimanere, dandogli anche la percezione della possibilità di giocare qualche volta anche a centrocampo, visto che hai preso Cajuste, che dovrebbe essere sia il vice Lobotka sia il vice Anghissà, perché Dem è fuori squadra.
almeno Garcia gli dice: guarda, in qualche partita tu magari puoi fare il vertice basso del centrocampo, dove c'è da fare più mazzate, c'è sicuramente la possibilità di prendere le pallate con i colpi di testa, e Ostigard aveva gradito la cosa sicuramente. Adesso resta valida questa scelta, questa possibilità, però possiamo anche chiederci se Ostigard non può essere titolare in questo Napoli, visto che Rachmani non sta convincendo tantissimo e visto che Juan Jesus dei limiti comunque li mostra. Ostigard non è ancora, e probabilmente non lo diventerà mai, Fabio Cannavaro, però ha dimostrato che ha delle qualità importanti, e se non gli chiedi di fare cose straordinarie, il suo lavoro lo può fare tranquillamente. Quindi sì, sono assolutamente convinto. Simeone non gioca più, purtroppo è così. 325 like sono poco, manda Messico 86 e bevi. Non hai torto Fabio, non hai torto, probabilmente è quello che farò, lo faccio. Stai fermo, ferma, basta. Che poi questo è l'intro di Messico 86, la potete ascoltare così. Ma infatti avere una rosa ampia di qualità comporta come effetto collaterale, è inevitabile avere dei campioni in panchina. Calma con le definizioni di campioni. Per esempio, io l'ho sempre detto, avere un Elmas come primo sostituto di qualcuno è un lusso che fa piacere avere uno di tanta qualità in panchina. Poi è la gestione, Salvatore, che poi molti tifosi si chiedono: è possibile che non si trova manco un minuto? Non ci sono delle sostituzioni folli che tu dici: guai, hai fatto questa cosa strana, Zerbin Kvara, no? E invece di mettere, e lì ovviamente te lo chiedi, dici: ma poi non poteva entrare. In questo momento è naturale che se è tornato Osimhen, gioca Osimhen, e per Simeone c'è poco spazio, è naturale. Sono altri i momenti in cui ci siamo detti: questa partita di Lorenzo poteva fare mezz'ora in meno, ci sono partite in cui stavi vincendo ampiamente dove potevi fare un pochino di riposo e facevi mettere minuti su qualcuno, più che la gestione. Ma è naturale che sia così. Ci sono poi degli allenatori, vedi Allegri, vedi Italiano, che amano cambiare la formazione, si arriva a tipo 120 formazioni diverse una dietro l'altra, cioè non c'è mai la stessa formazione, e ci sono poi allenatori che invece si affidano a un nucleo, e lo ha fatto Spalletti, lo ha fatto Sarri, lo fa Mazzarri, lo faceva anche Garcia, uguali, si affidano a un nucleo di giocatori di cui si fidano di più e cercano di uscire dalle acque tribolate con questi giocatori di cui ti fidi di più. Questo è per uscire dalle acque tribolate. Nel caso di Spalletti era per vincere, continuare a vincere, anche quando non c'erano acque tribolate non si cambiava. Di conseguenza, finché va tutto bene, però quando poi si stecca qualcosa è normale che il tifoso due domande se le fa. 128esima. Stai parlando di la 128esima formazione diversa per Italiano, se non sbaglio, Tra lui e Allegri hanno fatto, per esempio, Allegri stava quasi per mettere la stessa formazione che c'era contro il Napoli, contro il Genoa, però ha tolto Rabiot e ha messo Miretti, proprio, secondo me lo fa proprio apposta, è una gestione sua, proprio sì, esatto, perfetto. Allora, la Fiorentina gioca senza Gerundi e con solo 3 ipotenuse in rosa. Penso di aver capito. Io non mi ricordo tutti i nomi, però tu sei quello che rompe i coglioni. Può essere. Dico la verità. Si è concesso una palla gol nel primo tempo e nel secondo l'unica l'hanno messa dentro. Voragini non si sono viste, c'era apprensione per il Cagliari, è famoso per il recupero negli ultimi. Sì, c'era apprensione, infatti è salita un po' di apprensione nel finalissimo, però sì, si è gestito abbastanza bene.
La nostra rosa è di valore, ma non è ampia al netto di quelli che non giocano mai. Esatto. Cioè, si dice, la formazione è lunga, la panchina è lunga, ma se non giocano non è tanto lunga. Ha proprio senso. Problema fisico. Allora grande Allegri. Ma che volete, da Jesus è vecchio ed è sempre stata la quarta scelta, eppure lo preferiscono ad Ostergaard. Il motivo ci sarà, nonostante sia vecchiotto. Lo sbaglio è stato fatto a monte, difesa da rifondare. Emanuele, poi Juan Jesus non si è comportato nemmeno male nelle ultime partite. Adesso è stato fregato da Pavoletti, però rispetto probabilmente anche ad Ostergaard, Juan Jesus ti garantisce un pochino più di precisione nell'impostazione da dietro. Questo poi parlano i numeri, noi ci possiamo essere innamorati o meno o odiare a prescindere un giocatore calcisticamente. Juan Jesus è uno di quelli che viene preso di mira, come veniva preso di mira Mario Rui per esempio. Adesso la moda vuole che ce la dobbiamo prendere con Juan Jesus. Juan Jesus non si è comportato male quando è stato chiamato in causa, qualche sbavatura la fa, e dici bene, alla sua età, quindi è comprensibile. Ce lo dobbiamo chiedere. Spalletti ci diceva Juan Jesus è più veloce, Ostergaard ha più colpo di testa, quindi se hai di fronte dei giocatori che hanno delle specifiche caratteristiche, tu scegli sempre a parità però di stato di forma, perché non possiamo sapere se Ostergaard, che ha avuto l'influenza e magari teneva i muscoli molli, perché può essere che aveva i muscoli ammollati, tu rispetto a un Ostergaard che non sta in grande forma ci metti qua Jesus che sta in piena forma. E qua ovviamente se ci fanno le conferenze stampa magari qualche giornalista l'illuminazione ce l'ha e fa la domanda specifica, altrimenti noi ce ne dobbiamo andare per un'idea, non possiamo fare altrimenti. Il problema secondo me non è un caso Simeone, ma semplicemente ADL quest'anno ha chiesto più minutaggio a Raspadori, a breve succederà lo stesso con Lindstrom. Sì, posso immaginarlo questo scenario, però quello che è Raspadori, io ne parlavo anche con gli amici abbonati, perché questo discorso è uscito già. L'abbiamo capito subito già dal pre-campionato che Raspadori avrebbe giocato, Garcia che cercava per forza di utilizzarlo anche mezzala, non si può cambiare il 4-3-3 però ha da aiutare Raspadori per forza, equivoco tattico, no? Se c'hai Osimhen, Raspadori punto non lo puoi mettere, cerchi di metterlo esterno perché magari lo vuoi sfruttare così, funziona poco, dietro la punta può funzionare, ma quello che lui fa meglio è lo stop e il tiro, va bene, è un giocatore che sicuramente ha grandi prospettive ed è un classico acquisto di ADL, come fu acquisto di ADL Meret, quindi vedete, avete visto che c'è stato un rinnovo a Raspadori, che quindi si è arrivato a 5+1, cioè si è andato oltre il limite legale dei contratti, perché i contratti in Italia hanno un massimo di 5 anni, cosa che hanno messo adesso anche in Inghilterra, perché stavano facendo dei contratti di 10 anni, cosa che De Laurentiis voleva per tutta una serie di cose economiche. Vedete che su Raspadori non c'era bisogno, ma si è fatto subito il rinnovo con aggiustamento di cifre, con l'ingaggio più spalmato e il contratto più lungo, perché è proprio un pallino su. Ora, più minutaggio a Raspadori. Per quanto riguarda Lindstrom, io sono convinto di una cosa e non ho la controprova. Tutto il discorso Zielinski in Arabia, arriva Gabri Veiga, Zielinski resta, Gabri Veiga salta, noi abbiamo il budget che dobbiamo utilizzare perché tra introiti, fatturato, la Champions, finisci di pagarne di tasse questi soldi. Allora se tu hai dei soldi a disposizione e non sapevi come individuarli, probabilmente Lindstrom era uno di quelli segnati sul taccuino di Giuntoli o di Micheli, che era un giocatore che era stato già visionato e probabilmente di grande talento, che un giorno ti può esplodere. C'avevi il budget a disposizione, hai comprato Lindstrom, l'hai fatto passare per il sostituto di Lozano perché ti volevi liberare di Lozano, e se ce lo ricordiamo, no? Nel precampionato anche quello che era successo tra Lozano, gli infortuni di mercato, Lozano vicino alla panchina che non gioca perché Garcia non lo faceva giocare perché gli aveva detto De Laurentiis che parlotta con Lozano davanti alle telecamere. Se uniamo tutti i puntini tutto ha senso. Quindi Lindstrom fatto passare per sostituire Lozano quando sostituire Lozano effettivamente non è,
per sue caratteristiche, però ce lo metti là, può fare l'esterno sicuramente, così. È uno di quegli acquisti che il Napoli ha il budget a disposizione, lo compra, magari quando poi esploderà si può assestare il suo valore, può crescere il suo valore, ma in questo momento è ancora lontano dall'essere un giocatore del Napoli. Giocatore del Napoli significa bello dentro le tattiche, bello dentro come mentalità, che fa quella corsa in più, eccetera, eccetera. Se Lindstrom dimostra di essere mentalizzato come Raspadori, noi non ci lamentiamo di quando Raspadori gioca, perché comunque Raspadori la partita la porta a casa anche quando viene adattato in un altro ruolo. Se Lindstrom comincia a dimostrare che questa voglia ce l'ha, così che non perde l'impatto con la partita, lo spazio lo troverà anche lui, anche senza che De Laurentiis lo chieda, perché comunque è il primo anno e magari nel secondo anno che lì De Laurentiis può dire io l'ho comprato, ho speso 25 milioni, adesso è il momento di farlo fruttare, altrimenti si abbassa il valore e un po' ha perso la nazionale e un po' i procuratori si mettono nelle orecchie. E andavamo a Liverpool, noi siamo venuti al Napoli per giocare, ci avevi detto che ci piacevi giocare e ci siamo. Allora, pensi che i movimenti in attacco vadano codificati meglio? Sembra tutto troppo incentrato sull'1 contro 1 sull'esterno, non sempre riesce. Quello che ho visto però oggi, oltre al fatto che Kvara ogni tanto finisce a destra, lo ha fatto anche Politano, questa è una cosa che mi piace, che scompagina un pochino le marcature fisse dei difensori, quando con grande coraggio tu vai ad occupare lo spazio dove la palla e vieni a creare superiorità numerica. Lo fa Kvara ogni tanto, lo ha fatto anche Politano oggi, si fa già con le mezze ali, quindi il Napoli, e lo sto notando sempre di più, il che ti porta probabilmente a non essere efficacissimo quando poi devi fare il cross. Che cosa sta succedendo? Che il Napoli riempie molto il lato forte dove c'è la palla con tanti giocatori, quindi si possono creare gli scambi e moltissimi giocatori che se la passano tra di loro e così. Però poi hai indebolito il lato debole dove la palla poi deve arrivare per arrivare al tiro, perché se anche Anghissà, e lo ha fatto anche oggi Cajuste, si buttava Cajuste nella zona di Anghissà, come faceva anche Anghissà l'anno scorso buttandosi sulla zona di Zielinski, un conto è quando lo fai a sinistra, quindi crei questa densità assoluta a sinistra, c'è Kvara, c'è Zielinski, c'è Anghissà che aiuta, c'è Mario Rui o c'era Oliveira, benissimo, si crea tutta quella rumba sulla sinistra, però poi sulla destra c'è un Di Lorenzo che va, c'è un Di Lorenzo che entra centralmente e che va a riempire anche l'area. Guardate com'è bella poi la tattica spiegata così, va a riempire anche l'area. Se invece lo stiamo facendo sulla destra, Nathan non va, Oliveira va, Oliveira lo può fare tranquillamente, Mario Rui va, però va a chiudere l'azione. Di conseguenza tutto questo va bene, ma quando hai giocatori con le caratteristiche giuste per poi riempire l'area, altrimenti ce la passiamo tra di noi, seppure riusciamo ad arrivare al cross, sta isolato Osimhen o resta solamente Kvara a dargli una mano e lì non si creano tanti presupposti di pericolosità. I like. Schemi su palla inattiva. Anche secondo me quello dove è arrivato il palo di Rachmani, secondo me quello era uno schema, cioè Rachmani doveva fare la torre per uno di quelli che stava arrivando come Osimhen, così. È importante perché questa è una delle cose che noi sfruttiamo poco e che l'anno scorso si sfruttava abbastanza bene. Questo c'è bisogno di tempo per preparare, c'è a stento il tempo per preparare le partite, perché nella preparazione della partita io immagino, non lo so, non lo possiamo vedere, però immagino che tu vai a studiare l'avversario, vai a studiare i punti deboli dell'avversario e vai a studiare i punti di forza dell'avversario. E i punti di forza dell'avversario, come contrastare i punti di forza, i punti deboli, come attaccarli sotto certo punto di vista. Poi ci sono le esercitazioni che a prescindere dall'avversario tu fai per migliorare, eccetera, eccetera. Vi ricordate quello schema dove il Napoli c'è sempre i due battitori, uno che fa finta di prendere il pallone e l'altro, mentre quello sta facendo finta, batte all'improvviso? Tutte cose che poi abbiamo visto fare anche in nazionale, perché lo si faceva con Insigne, lo faceva Zielinski, Politano, tutte cose che poi alla fine
vanno nella direzione di dove poi i giocatori vanno a giocare. Sono cose interessanti, si vedono schemi in giro per internet fatti da tutte le squadre che si possono poi replicare se è il tempo, però cioè veramente in questo periodo secondo me non c'è stato il tempo per fare nulla di tutto questo, giusto recupero fisico e studio dell'avversario. Adesso speriamo, dopo questa settimana che porterà Frosinone e Roma, ci saranno un po' di partite, se non sbaglio, dove almeno c'hai una settimana intera per lavorare, e lì voglio sperare che si vedranno cose un pochino più interessanti. Allora, non bloccate a San Giorgio, un troll simpatico, vai, infatti divertitevi, non c'è nessun problema. Allora, qua no, si parla di lavoro, non posso parlare di lavoro. Il gol era regolare, come ha fatto il VAR a collegiare l'arbitro, o Osimhen non partecipa? No, non sono d'accordo Alessandro. Osimhen diventa attivo perché il difensore interviene per anticiparlo, e quindi se non ci fosse stato Osimhen dietro di lui, il difensore avrebbe potuto fare un'altra azione. Per me era da annullare. Tele Lombardia si è scandalizzata per le poche ammonizioni per il Cagliari. Ripeto, Tele Lombardia, una cosa che passa agli annali. Però anche tu, Alfred, che stomaco, senti, magari te l'hanno mandata, non lo so, però guardare Tele Lombardia mica male, stomaco di ferro. E se era regolare, era chiaro, evidente, e il VAR, no, ripeto, la questione non mi convince, quella del gol di Politano. Un tuo parere, la preparazione sbagliata peserà tutto l'anno? Io ho una netta sensazione che l'andamento sarà questo. Abbiamo troppe partite e poco tempo per riassestarci a livello fisico. Emanuele, sempre che la preparazione sia stata effettivamente sbagliata. Questo non lo possiamo sapere, lo possiamo ipotizzare. Su Twitter avevo ritwittato una dichiarazione di De Nicola. Ve lo ricordate De Nicola, il capo dei medici del Napoli, che faceva tanto bene? Era il Napoli che aveva il record di 0 infortuni, che giocavano sempre gli stessi, non si infortunavano mai, perché De Nicola era bravo nel prevenire, nel lavorare sull'alimentazione, era bravissimo a gestire e a coordinare tutti i suoi collaboratori. De Nicola dice: la preparazione che ha fatto il Napoli, questo tipo di preparazione che è un pochino più pesante a inizio stagione, è una preparazione, un richiamo che si deve fare ogni 2 o 3 anni, è obbligatorio per come poi uno gestisce. Tutte cose che si possono intuire, si può fare una ricerca, ma non lo possiamo mai sapere, e non abbiamo i dati a dimostrare se il Napoli effettivamente non sta bene fisicamente o meno. Io resto sempre con qualche dubbio. Non perché sia il cugino di Rongoni, non mi interessa niente, e anzi è facile, dice Rongoni sei tu, abbiamo risolto tutti i problemi, se è andato Rongoni. Però influisce il fatto che il nuovo deve fare un discorso su quello che si è fatto d'estate. Però De Nicola diceva: guardate che tra un mese e mezzo il Napoli potrebbe volare, e potrebbe anche essere che questa preparazione risulta diversa sui muscoli dei ragazzi proprio perché era diversissima quella fatta l'anno scorso, perché c'era l'idea della pausa bella importante a Natale, che c'erano i mondiali, quindi tutto un altro tipo di discorso da fare fisico, e adesso invece dovevi fare una stagione dove dovevi reggere tutto il campionato, e dovevi anche fare un certo tipo di discorso. Probabilmente c'è stato anche un pochino troppo di ottimismo, dici, vabbè, tanto in campionato quelli sono scarsi, gli altri abbiamo vinto per distacco, ce la gestiamo anche se non stiamo brillantissimi fisicamente, ma vedi di arrivare preparato fisicamente per la Champions, perché mi interessa la Champions. Ce lo ricordiamo come De Laurentiis aveva presentato Garcia. Tu sei arrivato in finale di Champions, vero? No, veramente, Presidente, sono arrivato in semifinale. Va benissimo la semifinale, noi almeno dobbiamo andare avanti in Champions, perché vincere ancora, vincere ancora. Samarcanda. Di chi è Samarcanda? Quiz musicale, subito. Importante, devo capire quanti di voi seguono la musica di una volta italiana. Samarcanda. Forza. Samarcanda.
Bravo Raff. Bravo Raff. Prega per noi, Don Raffaele. Bravo Raff. Raff è stato il primo, ma anche Silvana. No, Bennata, no. Roberto Vecchioni. È diventato Enrico Papi. bravi, bravissimi, bravi. Quella era Sara Banda, esattamente. E c'era una versione di Samarcanda fatta dal mio papà, dove lui cambiò il testo. Friano ancora, chi sti friariello quote so già, ma questo è un altro paio di maniche, approfondiremo più in là. Allora, siete forti, siete bravi ed è per questo che voi state qua. Quanti like ci sono? Maledetti disgraziati. I like, ragazzi. Ridere, esatto, ridere invece di frien, ridere ancora. E mio padre disse frien, era tutta una canzone sulla roba da mangiare, una cosa bellissima. Allora, Mario, per la precisione, è capitone nella Rezza. Poi state parlando pure tra di voi così. Quanto sono impossibilità, ma quanto sono impossibilitata i like? Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Iscriviti alla campanella per tutte le notifiche. Domani ci sarà analisi tattica. Ovviamente abbiamo un programma di cose da fare, perché domani analisi tattica, quindi può arrivare di domenica. Bene. Non so se però riusciamo a fare il recap già lunedì, perché lunedì ci dovrebbe essere un'altra partita, ma lunedì ci dovrebbe essere anche... La faranno la conferenza stampa oppure la Coppa Italia è un fastidio? Interessante. Hai ragione, la canzone sui rigori, hai ragione. E ci devo aggiungere pure le punizioni. Avete ragione. Voi non avete idea di quante cose sto facendo al giorno. Però ce la farò. Troppi falli subiamo e puntualmente abbiamo più ammoniti noi che loro. Quest'anno pure gli arbitri si mettono contro. Giuseppe, ti invito a seguirmi sul canale, tutti i video. Lo so che è difficile vedersi tutti i video e siete i miei eroi, voi che riuscite a farlo. Io quando è stato? Tipo 10 giorni fa, una cosa del genere, e lo sto riproponendo quel video, perché vi dissi alla fine di un video, vi disse attenzione agli arbitri, perché se ci vogliono affondare definitivamente lo possono fare, perché il Napoli ha dimostrato delle difficoltà in campo. È automatico, ricorda uguale la stagione di Ancelotti. Ce la siamo presi con Ancelotti, ce la siamo presi poi con Gattuso, l'ammutinamento, tutto quello che tu. Contemporaneamente ci fecero delle cose incredibili a livello arbitrale, e quest'anno, che somiglia molto a quella stagione là, per l'avvicendamento tra un allenatore e un altro, le cose che non vanno bene, guarda caso non ci tornano delle decisioni arbitrali contemporaneamente. Noi le registriamo, le sottolineiamo, però diciamo che non debbono essere non dovranno mai essere un alibi per i giocatori, altrimenti i giocatori si appoggiano a questo alibi e dicono però l'arbitro, io ho fatto il possibile. No, devi fare di più. E lo dico a quelli che, anch'issa, scontro di gioco a centrocampo, boom, si rotola così. Alzatevi, non voglio vedervi rotolare, a meno che non vi hanno dato veramente una bella gomitata in mezzo ai cosiddetti, oppure vi hanno preso in faccia e state sanguinando. Alzatevi, perché non ci rispetteranno, non andranno a vedere le cose. Tu ti pensi che ti rotoli a terra, poi rivedono l'azione e annullano il gol possibile, così non succederà. Quindi non vi appoggiate a decisioni arbitrali che non arriveranno. Fate come l'anno scorso, dove decisioni arbitrali potevano arrivare o meno, ma tu eri talmente forte che alla prossima azione ti pigliavi il pallone, lo buttavi in rete e poteva succedere qualsiasi cosa. Non diamo alibi ai giocatori, non diamo alibi all'allenatore, basta. Però gli arbitri stanno facendo qualsiasi cosa. Una patente a punti per gli arbitri. Guarda, non in questi termini, ma già esiste. Cioè, gli arbitri hanno dei punteggi, hanno dei voti alla fine delle loro prestazioni, e in base a quei voti poi fanno carriera, vengono mandate nelle partite più importanti, diventano arbitri internazionali. Già succede. Il problema è che questi punti poi chi li stabilisce? Perché se uno dei criteri è arbitro che va a vedere il VAR,
va a vedere lo schermo, cambia la sua decisione, perde dei punti, già ti rendi conto che il sistema collassa, perché vuol dire che un arbitro non vuole andare a sistemare un suo errore, preferisce mantenersi l'errore, il VAR non interviene, e quindi se un arbitro ha più personalità, vedi Massa rispetto al suo VAR contro l'Inter, dice non è mai fallo, non è mai, allucca come un dannato. Il VAR non se la sente di dire guarda, venitela a vedere che secondo me Lautaro se lo abbraccia proprio lo botto che lo tira a terra dopo aver toccato il pallone, senza dubbio, ma lo abbraccia e lo tira a terra. Arbitri di grande personalità mettono in soggezione il VAR non riesce a convincere l'arbitro sempre ad andare a vedere lo schermo perché loro perdono punteggio e non fanno carriera. Poi ci sono anche le situazioni mediatiche, perché ci sono degli errori fatti a squadre più piccole che passano inosservate perché non fanno rumore, altri errori se le fai con squadre più grandi scendono i vari Mourinho, scendono i Marotta, scendono gli Allegri e dicono non voglio parlare, non mi piace parlare degli arbitri, però. E quindi quando poi però smontano le polemiche, e quando montano le polemiche sei sotto alla lente di ingrandimento. È sempre così. Ginocchiata evitabile sui giochi di famiglia, siamo d'accordo. Io poi nello specifico, io sto parlando in generale, io l'ho detto proprio così, cioè se non hai preso una cosa che ti fa veramente male, alzatevi e non contate sugli arbitri perché non ci rispetteranno. Se poi invece vi siete fatti male, perché per esempio il Kvara ce l'ha la tendenza ad accentuare i colpi che prende, ma viene picchiato costantemente, quindi quando si butta a terra è anche per riprendere fiato. Alle volte io faccio un bel distinguo quando mi rendo conto che si sta simulando e si sta accentuando una cosa che non è non ti ha fatto niente, alzati e gioca, perché il calcio è un gioco di contatto, quindi alzati e gioca, e anche quando devi riprendere fiato, perché ti hanno picchiato una volta, ti hanno picchiato 2 volte, hai cercato di rimanere in piedi e di continuare l'azione, a un certo punto ti butti a terra perché devi riprendere fiato. Se l'arbitro capisce e ha sensibilità per capire, la prossima volta non arriva proprio a tutto questo e li blocca prima con un cartellino giallo. Se invece non capiscono, non vogliono capire, sarà ogni volta una partita di mazzate, e questo è. Hai notato che sulla panchina del Napoli c'era un casino pazzesco di gente che urlano, spingono, inciampano, danno fastidio, quarto uomo, si devono calmare un attimo, siamo il Napoli. Hai ragione, me lo fai notare tu. Ho notato che ci sono parecchi collaboratori tutti intorno. Non ho notato che ci stanno, che spingono, inciampano, tutto questo, fanno fastidio. No, però ho notato che c'è parecchia gente in panchina. Si devono calmare un attimo, siamo il Napoli. Lo capisco come tua reazione, nel senso che noi siamo abituati a vedere. Spalletti proprio lo disse, io ho detto ai miei giocatori, alla mia panchina, di stare calmi, proprio perché voleva aiutare l'arbitro e non metterlo nelle condizioni di. Poi Spalletti dopo tutto questo veniva anche espulso da Massa per avergli detto bravo Davide a fine partita, e Massa per maloso pensava che fosse sarcastico. Allora c'hai la coda di Massa e non c'è dubbio. Però sì, tu dici si devono calmare un attimo, siamo il Napoli, perché non siamo abituati a fare queste cose, le risse, le scenate, eccetera eccetera. Non voglio diventare la banda di Mourinho, non voglio diventare la panchina della Juve, che sono abituati ad alzarsi tutti insieme, ad accerchiare perché non è bello. Non voglio però nemmeno essere gli agnellini, gli agnellini che invece accettano tutto passivamente e non si ribellano mai. Una via di mezzo secondo me è salutare. Che bello, Pietro, hai guardato la banda di Onesti e ti ho pensato, e questa è una cosa che mi fa piacere, perché se voi mi identificate anche con Totò, che è una delle mie grandi passioni, tra musica, calcio, subito dopo al terzo posto c'è Totò ed Edoardo, quindi mi fa piacere tantissimo che si faccia questo collegamento tra me e dei film che non hanno tempo. In press conference Ranieri, Osimhen ha trovato il colpo del campione, meritavamo il pareggio, ok, tutto a posto, ma non era un signore. E vabbè, Valeria, ora non lo so, il pareggio non credo che lo meritassero, perché hanno fatto veramente pochino. Che Osimhen ha trovato il colpo del campione, siamo d'accordo, poi lui in quel momento deve difendere anche la sua squadra, lo dicono un po' tutti, lo dice anche lui.
Allora, come diceva Vecchioni, luci a San Siro, io poi non so nemmeno che sta succedendo, c'è una partita in campo, non so niente. Valencia-Barcellona 0-0 per esempio. Ah no, c'è Torino-Empoli. C'è Torino-Empoli con Zapata su assist di Bellanova, 1-0 per il Torino al 66esimo. Cardone, l'intimo non vi rode, ma la mamma. E ricominciamo con la mamma. Cardone mio, tutti abbiamo una mamma. E anche Enzo mi ha mandato la foto della vena, vedi? Bellissimo. Tutto ciò è bellissimo. Andiamo a vedere se riusciamo a recuperare questo vocale di Fabio Versatile. Allora, una considerazione tattica, magari ne parli adesso quando viene Guido dopo, Sì. e magari uno spunto per l'analisi tattica che fai domani. Il Napoli stasera ha giocato in 35-40 metri. Il problema è stato Nathan, ma problema, attenzione, perché aveva la postura sbagliata. Infatti ha sempre cercato il retropassaggio all'indietro. Mazzari lo ha cazziato per tutto il primo tempo, che non si allargava sulla fascia, a volte addirittura dietro Juan Jesus e Rachmani. Infatti, come è entrato poi il terzino di ruolo, ha detto anche Mazzari un'altra cosa anche per Kvara. Molto interessante, Fabio. L'avevo notato nel secondo tempo con la vistosa fasciatura che Nathan a un certo punto ha fatto scarico a Kvara e si è riproposto, e l'ho notato di più nel secondo tempo prima che fosse sostituito e meno nel primo tempo, proprio quello che ci era piaciuto contro il Braga, cioè che Nathan si proponesse. Io, secondo me, il ragazzo sta avendo anche un cortocircuito mentale di disposizioni date dall'allenatore. Se l'allenatore ti dice no, dobbiamo rimanere compatti, non dobbiamo prendere gol, e quindi questa paura di prendere gol, è naturale che Nathan non si sente nemmeno di abbandonare con coraggio la sua fascia e di andare a raddoppiare Kvara, insomma, ad aiutarlo lì. Quindi già non è il suo ruolo, già è difficile. Poi c'è questa cosa, voglio farlo magari, però mi hanno detto di stare attento, se poi prendi gol su quella zona tua. Immaginate se Nandez faceva quel gol, sarebbe stata proprio una tragedia anche per Nandez. Quindi vedi, può essere che quello che mi dici fine primo tempo Mazzarri ci parla e Nathan prova poi a farlo, poi quando entra male lui ovviamente è tutto un altro paio di maniche, perché è inevitabile proprio il trovarsi a suo agio, e quando rientri in casa che è casa tua e non devi accendere nemmeno le luci, sai già, questa è una cosa, se Dario Ciccioni, vabbè, diciamo, sai già dove è tutto. Invece se vai in un Airbnb, che pure che è buono così, però ti vedere dove stanno le cose non è facile. Come cambiano le stagioni però. Ora tra i rigori di Osimhen contro il Bologna, l'ultimo tiro di Kvara col Milan, il fallo e mancato il rigore. Lo so, amico mio, lo so Mike, lo so. Però il se, capito? Non possiamo mai sapere, magari, capito? Segna il rigore Osimhen contro il Bologna, tutte le partite da dopo hanno tutta un'altra storia, perché tu hai 2 punti in più, magari affronti le altre partite con un altro stato d'animo, magari non ci arrivi proprio al tiro di Kvara contro il Milan, non ci arrivi proprio al fallo di rigore, perché sarebbe stata un'altra partita. Quindi devi partire dal primo di questi ipotesi, di questi ipotetici sliding doors, no? queste porte scorrevoli. Cambia poi tutta la stagione. Ecco perché con il se è impossibile poi ipotizzare. Il calcio è fatto di questi episodi qua. Tante volte l'anno scorso non ci siamo posti proprio il problema. Doveva andare così. Anche l'anno scorso avremmo potuto dire, e se Osimhen non avesse segnato contro la Roma quell'Eurogol, e se Simeone non avesse segnato con la Roma così, che stagione sarebbe stata? Sono gli episodi che poi ovviamente ti cambiano, come dici tu, ti cambiano la stagione. Ma Lindstrom è talmente scarso che pure con Elmas e Zielu, che gioca solo gli ultimi 5 minuti, sì, ma non è questione che è scarso. Lo abbiamo fatto, tu adesso sei arrivato adesso, lo abbiamo fatto questo discorso. Secondo me Lindstrom non ti garantisce tutta quella fase difensiva che ti garantiscono gli altri, e già sulla fascia dove devi dare una mano così, se lo metti poi al centrocampo al posto di un Elmas, al posto di uno Zielinski,
dove secondo me può far bene, ma in un contesto dove tutto il resto della squadra gira a meraviglia. Invece stiamo vedendo che Anghissà vaga un po' per il campo, lascia Lobotka da solo. Se Lindstrom non ti garantisce quell'applicazione nelle palle vaganti, le famose palle vaganti di cui ci parlava Spalletti, è naturale che non lo vedeva Garcia, non lo vede Mazzarri e non lo vedrà Palladino o chi dovesse arrivare. E invece no, si farà tutto un discorso, lui crescerà e se riesce a dare di più, esempio Kvara, no? Che comunque la fase difensiva la fa ma meno di Politano, se ti riesce a garantire quello che faceva Kvara l'anno scorso, vedi che Lindstrom gioca, si trova un accorgimento. Se invece non ti garantisce quello e non ti garantisce nemmeno quell'altro, tu preferisci mettere un Cajuste che la partita a casa te la porta. E se non fosse stato Cajuste, non sarebbe stato nemmeno Lindstrom, sarebbe stato Gaetano a centrocampo. Anzi, era la scelta più logica per le caratteristiche di Zielinski mettere Gaetano se volevi fare una partita. Dice, io non mi devo preoccupare del Cagliari, non mi posso preoccupare del Cagliari che metto un altro che fa più difesa, io devo avere il pallone, devo avere qualità, un tiro da fuori, un ultimo passaggio. E invece no, è stato un pochino più sparagnino Mazzarri, è andata bene lo stesso, quindi non ci preoccupiamo, però è naturale che a gennaio un paio di domande, quelli che giocano pochissimo, se le faranno. Ciao Valerio, credo però che la svogliatezza di Nilsson nel pressing alto per come è entrato non è possibile da giustificare, diverso per Zanoli e Gaetano che un po' di qualità l'hanno fornito. È proprio quello che stavo dicendo, deve dimostrarlo e non lo so se che non li vediamo, non lo so se in allenamento dimostra, spacca tutto e poi mortificato dal non giocare mai, tu dici io mi sto impegnando tantissimo in allenamento, non mi vede e non mi vede, perché esistono situazioni così, se tu ti sei impegnato tantissimo e vieni comunque mortificato che non giochi mai, non giustifico, ma capisco poi un atteggiamento un po' più svogliato in campo, anche se quello è il momento in cui devi dimostrare a tutti, davanti alle telecamere, davanti ai tifosi, che fai. Esistono più quei giocatori che magari in allenamento sono svogliati e poi in campo ti danno tutto. Se in allenamento sei impegnato è ingiustificabile che poi non lo faccia in partita. Di conseguenza io tendo più a credere che questo è Lindstrom, grandi colpi, probabilmente una vena nel dribbling così, ma deve dare molto di più per rientrare nelle rotazioni di campo. Caiusto, quando si vede che comunque sì, esattamente, sono d'accordo. Sinceramente questo è recuperabile e arruolabile in questa rosa, abbiamo un altro problema tattico stile Raspadori? È una buona domanda, secondo me questa domanda avremo una risposta in Coppa Italia, perché ripeto, è delicato, ci tengo moltissimo, vi dico, il Frosinone è una bella squadretta, noi l'abbiamo incontrata la prima giornata, ce la siamo tolti da mezzo, intanto ci fanno vedere delle belle cose, giocano a pallone, una bella squadretta, non pigliamola troppo sotto gamba perché ce ne torniamo carichi di meraviglie col Frosinone. Attenzione, contemporaneamente è ipotizzabile un po' di turnover. Spero, anche se il turnover fosse massiccio, come il turnover massiccio fu con la Cremonese e Spalletti se ne pentì, è possibile con un turnover massiccissimo, il super massiccio, le storie di ve lo dico io, di fare una grande prestazione. È difficile farla perché si perdono proprio tutte gli automatismi e le cose, ma il Napoli non è che ha grandi automatismi, quindi secondo me si può fare. Dobbiamo vedere Simeone, dobbiamo vedere Lindstrom, si deve riposare probabilmente Polità, si può riposare Kvara, peccato che non ci sia speriamo di recuperare Elmas, anche se la vedo difficile. Avere adesso queste defezioni Elmas, Zielinski è un peccato. Io non dico di rispolverare Demme, ma qualcuno dovrà rifiatare, e quindi Gaetano dentro, magari Zerbin dentro, Zanoli, Ostigard, Mario lui dovrà giocare e sarà interessante fare ipotesi di formazione contro il Frosinone. Ma a me Raspa punta centrale proprio non riesco a guardarlo. Marco no, secondo me è proprio la sua
è proprio la sua posizione ideale, secondo me, è proprio dove si esprime al meglio, perché la cosa migliore di Raspadori è il tiro in porta con entrambi i piedi. Più lo avvicini alla porta e più ti diventa Lautaro Martinez. In Coppa con mezzo centrocampo acciaccato, compreso da chissà, pensi possa giocare Demme? La vedo dura, perché Demme è proprio per scelta societaria fuori da tutte le rotazioni. Se comincia a giocare Demme, quanto starà dentro gli schemi? Demme si sta allenando, Demme lo vediamo allenarsi con i compagni, quindi sa cosa vuole l'allenatore, sa come si muovono i compagni. La vedo difficile, però potrebbero sorprenderci con Demme. Che ce ne fotte della Coppa Italia con tutti questi impegni? Dario, è una coppa. Che ce ne fotte? Lo sai perché non andiamo al mondiale per club? Perché ogni volta che abbiamo perso una partita inutile in Coppa, quando parlo delle coppe europee, ovviamente della Champions League, così abbiamo detto vabbè, partita sconfitta in dolore. Quella sconfitta in dolore, ogni volta che lo abbiamo fatto, ti ha tolto dei punteggi di ranking, così. Con questa mentalità, che ce ne fotte della Coppa Italia con tutti questi impegni, il Napoli regredisce, non cresce. Ogni volta che una coppa è un fastidio, che ce ne fotte la coppa, che ce ne fotte la Champions, usciamo dalla Champions per concentrarci sul campionato, che ce ne fotte dell'Europa League, si regredisce, si va indietro di 100 anni della mentalità che ti voleva dare Spalletti. Questo è il discorso più brutto che possa mai leggere da parte di un tifoso. Se lo fanno i giocatori perché il tuo presidente ti porta questo tipo di cose, è un discorso che dà fastidio, ma che si comprende, perché se il tuo presidente ti dice questo non me ne frega, concentratevi su questo, tu da dipendente dimostri una certa cosa. Ma da parte dei tifosi l'idea che la Coppa Italia sia un fastidio e che ce ne fotte con tutti questi impegni è avvilente, Dario, è proprio avvilente. Bah, veramente non capisco come può un tifoso immaginare che una partita che sono veramente incredibile. Con il maestro è ripartita la catena di sinistra, Kvara non ha più giocato, spara alla porta, ora su entrambe le fasce siamo prevedibili, il gol era regolare, Ostia e Nathan tutta la vita, sono d'accordo, con il maestro Kvara tutto a posto, gli fa un lancio Mario Rui appena entra a scavalcare, Kvara che mantiene bene la linea del fuorigioco, il lancio verticale sulla stessa linea, perché è bellissimo Nathan quando lo pensa, ma anche Oliveira non lo pensa quel passaggio, non ce l'ha proprio nelle corde. Per quanto riguarda le fasce, il gol era regolare, non sono d'accordo e lo può dire Calvareso, lo può dire Marelli, lo può dire Guido dopo, non sono d'accordo. Per me quel gol era stato giustamente annullato. Coppa Italia e Supercoppa devono essere nostre. Ne hanno due, la FA Cup è una cosa mostruosa. No, vabbè, ma vedi, poi capito, se immagina un tifoso della Premier che dice che palla sta coppa. Stadi strapieni, stadietti strapienissimi, perché poi anche squadre che quelle sono proprio delle occasioni per farti vedere, sono cose bellissime, è la mentalità che poi ti porta a vendere i diritti di TV del tuo campionato in un certo modo, ma veramente dobbiamo provare a vincere entrambe, arrivare in Champions, vincere un trofeo, che sia la Coppa Italia o la Supercoppa, sarebbe una nata positiva considerando l'inizio stagione, e sono d'accordissimo, ma io ho sbagliato a dire sì, ma dove sei? Perché pensavo sono le 10, sì, sono le 10. Facciamo alle 22, sì. Ok, perché sta per arrivare, perché poi uno deve pure fare il che fare. Giustamente la conferenza mi arriva. Ah, si blocca, sta arrivando Guido. Sta arrivando Guido. Ascolto un altro vocale di Giuliano. Piccola considerazione, il Napoli fa una fatica bestiale a fare gol, ma basta un non nulla per prenderlo. Segni ancora che di una come dire, poca lucidità chiacchieriana durante l'estate, che ha prodotto ancora una volta un frutto acerbo che logicamente richiederà del tempo per maturare. Tutto qui.
però ad oggi soffriamo del fatto che le partite 1-0 non si riescono a vincere di riffa e di raffa, devi fare più di un gol, e quando non riesci a segnare vedi le partite contro l'Inter, contro la Juve e altre partite che ci ha detto che il Napoli, appunto, proprio perché non ha segnato, Empoli per esempio, proprio perché non ha segnato non abbiamo portato il risultato a casa. Io penso che la stagione del Napoli in linea generale così si potrà tradurre. Sono d'accordo, Giuliano. Vediamo cosa ne pensa. Buono, tutte le cose. Azzarra in conferenza. Il nostro Guido Gentile. Devo aggiustare. Ecco. Guido. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Buonasera. Col tuo permesso vorrei salutare i Trudy Styler. Ok. Che cosa vuoi sapere, Valerio? Un po' di cose. Vedo che mi hai mandato degli schemetti, delle cose. Ne vogliamo... Nulla di impegnativo e trascendentale, è solo un esercizio di stile, perché ormai molte persone usano questo termine che è diventato irritabile. Narrazione. Narrazione, scusa. Lo usano in maniera angosciante, impropria, poi a uso e costume forzando quelli che sono i loro preconcetti, anche se sono poche le partite di Mazzarri, però sono spariti dalla narrativa determinati concetti, attacchi di Garcia. Ad esempio è sparito il minutaggio delle sostituzioni, il fatto che giocano sempre bravo, mi fa piacere, perché c'erano amici Bellini che mi avevano chiesto: vorrei vedere i minuti di Guido perché certe cose non mi tornano, e adesso li recuperiamo perché sarà interessante, perché se ne era parlato come una delle cose che Garcia stava facendo malissimo, e si può far vedere subito, non perdiamo tempo. Assolutamente, le recuperiamo. Quella verticale, questa qua, ingrandiamo, vediamo di ingrandire. Sì, puoi anche togliere il faccione brutto di questo vecchio, insomma. Per esempio, una delle notizie che rimbombava all'inizio dell'avventura col sorriso, perché col sorriso di Mazzarri, che stravede per Simeone. Meno male che stravede, tu pensa se gli era antipatico. Poi alla fine, addirittura adesso pure Gaetano ha superato Simeone, diciamo, nelle gerarchie. Raspadori continua a essere il primo cambio come era con Garcia, esatto. Raspadori ha giocato, vedete quanti minuti rispetto a 9 di Simeone. Poi i numeri sono ancora chiaro, poi ogni partita ha la sua storia, eccetera, però sparisce il fatto che anche i grandi sostenitori di Lorenzo, che noi abbiamo, che soprattutto un paio di personaggi che stanno diventando odiosi per il loro egocentrismo, avevano cominciato a dire che doveva riposare, no? Adesso è sparita la narrazione che deve riposare, ha fatto tutti i minuti come Anghissà. Esatto, Anghissà è diventato uno di quelli che non si può togliere più. C'era un altro... Quello delle sostituzioni, perché quello mi dava molto fastidio, fu veramente scorrettezza disumana nei confronti di Garcia, che aveva fatto tutti gli errori. Questi erano i cambi delle prime 12 giornate, con minuti più o meno medi, anche se una media estremamente rigorosa. Giustamente Tore mi faceva notare dell'approssimazione del decimale, che poteva essere non così fiscale, e sono molto più alti le sostituzioni addirittura il quarto cambio all'85esimo, no? Di media, no? Però nessuno fiato, sono solo 4 partite rispetto a 12, però spariscono tutta una serie di cose. La partita di oggi ci prendiamo i 3 punti, però il Napoli è ancora molto in rodaggio, diciamo così, cioè fa fatica a segnare. Ha cambiato anche nel corso della partita, diciamo, 3 sistemi di gioco anche per rispondere alle mosse di Ranieri, però un po' farraginoso. Ha concesso, perché ha concesso, non l'ho visto l'XG, però il primo tempo qualcosina è anche di pericoloso. Poi il Cagliari, che come tu hai fatto vedere bene in un video, non ha mai tolto punti alle big, no? Esatto, questo era per me era importantissimo. 1,84 è tantissimo per il concesso a Cagliari, Sì, potrebbe essere forse dopo l'Inter l'XG più pesante che ha preso il Napoli.
perché poi a volte ti girano bene, a parte c'era Mario Rui, è tornato Osimhen che piano piano sta ingranando e Garcia non l'aveva avuto nelle ultime partite, ma non voglio fornire alibi, però io pure mi sono assegnato un po' di appunti di come, insomma abbiamo concesso tanto nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo. Sempre il Cagliari è una squadra che deve lottare per non retrocedere. Si vedono segnali di miglioramento, abbiamo preso 3 imbucate di cui 2 pericolose, e con una squadra di maggiore talento come è capitato al Real Madrid e all'Inter, quelle venivano finalizzate in maniera diversa, però ne abbiamo prese, diciamo, i contropiedi, come ha chiamato nuovamente Mazzarri, un'azione che adesso si cambiano la terminologia di certi ripartenze. Sì, ripartenza, ma sempre quello è concesso. O la transizione negativa e positiva che non ci piace pure Ancelotti. Sì, poi stiamo facendo molti più gialli, anche la casualità della partita, ma 4 la volta scorsa, 5. Mediamente quest'anno stiamo facendo anzi quasi meno falli, mi sembra abbiamo 9,75 di falli media partita, anche se poi il premio fair play è andato a darsi, no? Il famoso pugno con Ghigno, quindi non è valso molto il fatto che l'anno scorso il Napoli è stata la squadra meno fallosa in tutti, diciamo, tutte le statistiche, falli fatti, ammonizioni, ci sono delle cose da rivedere secondo me. La classifica, io i calcoli che avevo fatto quando ancora era in sella Garcia, ho detto io temo i 34 punti, sta però la Champagne 38, forse sarà una via di mezzo 36, significa che dobbiamo fare un girone di ritorno veramente tosto per aggrapparci a questo 4º posto, perché come i calcoli erano giusti, detto, per andare in questo campionato nel mondo, per quanto continuano a non dirci qual è poi la statistica definitiva, no? Detto, più almeno dei quarti nobili, no? Vincendo molte partite, tutte e 2 gli ottavi, almeno una dei quarti. Si è visto adesso sia che con un rank, con un altro, con un terzo, al Napoli mancano 3 partite, 3 vittorie per superare la Juventus, quindi i calcoli poi alla fine, se uno li fa con onesta freddezza, no? Senza farsi condizionare dalla passione, difficilmente li sbagli. Guido, con Rachmani e JJ al centro siamo troppo vulnerabili, senza la magia di Osi staremmo commentando altri punti persi. Secondo te è arrivato il momento? Questo penso che te l'ho chiesto anche nell'ultima live parlando di Ostergaard, però poi Ostergaard ha avuto pure un po' di influenza, non sappiamo in che condizione stava, però Ostergaard e Nathan stava funzionando quelle poche volte che l'abbiamo visto insieme. Però 2 cose, nel senso che poi è meglio rivedere tutte le azioni integrali, come a volte fa notare Bacconi, no? Primo, un'altra volta che è un gol che nasce, non voglio dire da una causalità, perché il Napoli ha fatto la partita dall'inizio alla fine, pur con i suoi limiti in questo periodo della stagione, lo vediamo che è meno dominante, però è un gol frutto, soprattutto quello di Kvara, della caparbietà, della forza fisica, dell'intuizione anche, no? Che palleggia ripetutamente, Osimhen si gira su se stesso nonostante la semitrattenuta, è praticamente un po' come la palla a nuoto, no? Quando hai l'uomo in più, oppure la pallacanestro quando ti attiri più giocatori liberi nello scarico, ha liberato nello scarico, e Kvara l'ha tirata che più precisa di così non poteva, no? Però il gol nasce anche da un nostro errore, ne sono usciti parecchi quest'anno, il fatto quante volte noi lasciamo comunque il cross facile. È vero che poi Pavoletti è anche un gol un po' strano, perché a volte siamo fortunati noi, però dobbiamo dirlo pure sugli avversari con grande serenità, senza noi qua in questo canale non ci piangiamo addosso. Un po' scivola, mi sembra che l'ha presa un po' col ginocchio, quindi non è un gol pulitissimo. Certo, diciamo JJ lo perde un attimo, però attenzione, di nuovo poco filtro. È il cross che è buono, perché se tu pensi a ieri il traversone, non cross, di Chiesa con Vlahovic, sì, poi sono centimetri tra dentro e fuori l'area, quindi possiamo essere precisi se traversone è cross, se no poi un certo personaggio ci rimprovera e ce l'ha con tutti per difendere Meret, però ci sono varie mancanze in quelle azioni, che questo non salva, non è un salvacondotta per JJ,
però intanto devi avere più filtro a centrocampo, hai permesso molto spazio in azione, un cross che comunque è un cross buono, pulito, non alto come i gol che abbiamo preso col Milan, basso, quindi c'è da migliorare. Sul fatto che dicevi tu, certo, poi bisogna vedere questi acciacchi, anche il fatto, può darsi che Mazzarri lo considera più titolarissimo, oppure nel gioco delle parti, nel senso il binomio non tanto, questa può essere un'interpretazione, attenzione, come guido un'analisi, non l'analisi. Nathan JJ è meglio di Nathan Ostica, perché comunque avevamo questa debolezza, no? Abbiamo un giocatore adattato, tra l'altro ricordiamo sempre molto giovane, ha tutto il tempo per crescere, quindi sarebbero queste. Io oggi non ho visto la conferenza perché poi anche sabato e giustamente la famiglia ti reclama per cenare e ti reclama anche dopo, quindi sono veramente scevro da trasmissioni, da conferenze, sono qui solo per voi. Senti Guido, per quanto riguarda il gol annullato di Politano, io ho detto che per me c'era il fuorigioco di Osimhen attivo per me. Ma secondo me più sì che no. Ti ho detto, certe cose del calcio io ad alcuni sarò antipatico per questo, non mi piacciono, nel senso che quelle regole, non perché bisogna essere manichei o draconiani, però ci sono delle regole che lasciano troppo spazio all'interpretazione e tra una maglia colorata celeste e una maglia a righe sappiamo come va a finire, no? A termini di regolamento è una di quelle situazioni borderline. A me per esempio non piace la regola nuova, noi ci abbiamo rimesso un gol con la Fiorentina, perché su quello, che quella è una furbata, cioè il giocatore, è vero che io sto passando a Valerio che non è in fuorigioco, ma il Guido di 10-15 metri in fuorigioco, non faccio come faceva Amsi che mi fermo e torno indietro, mi fermo, poi proseguo l'azione, lui passa a me, vado a segnare. È ovvio che io ho acquisito un vantaggio enorme, nessun giocatore, manco Michael Boll ai tempi delle medaglie d'oro mi recupera quei 15 metri. Questa è una cosa alla Olanda degli anni, perché lo fanno quasi apposta, si potrebbe fare anche quasi apposta. Quella di Osimhen è borderline perché è anche un po' staccato dai giocatori, un peccato perché poi Politano ha fatto un gran gol, messo l'angolino. A lui dispiace, era forse più contrariato alla fine della partita perché è uscito a 4 minuti dal termine, più recupero, si era arrabbiato per quello. Guido, ti trovi con i numeri di Paramount Plus? 67 sostituzioni consecutive per Politano. Controllerò questa cosa, non l'ho visto. Comunque penso che per un giocatore non finirne neanche una mai è un po'... Mi hai lasciato nel dubbio e farò i compiti a casa, te lo faccio sapere per la prossima volta, come per la prossima volta, ed è veramente a breve, poi la famiglia tipo lunedì pomeriggio vi aspetterà Napoleone commentato dal sottoscritto, lo anticipiamo. Chiusa questa, sì, probabilmente sarà giusto, poi sarà una in più, una in meno, ma anche se fossero 50 interrotti, 6, comunque parliamo di un giocatore che sa che uscirà dal campo. Allora, questione Meret. Mirko dice: stasera che abbiamo vinto ripropongo il mio cruccio. È Meret che non dà sicurezza alla difesa o viceversa? Troppa libertà di tirare lasciata agli avversari. Ha fatto una bella uscita, grande parata nel primo tempo, quasi ai limiti di rigore. E quando io dico che sono una persona non ideologica che analizza il calcio, permettetemi una veramente breve, oggi sarò più ultimato del mio invece non solito. Non significa che io non abbia una coscienza civile, politica, eccetera, però la fatica che faccio nel calcio è proprio quella di spogliarmi di qualunque forma di condizionamento, che è veramente un lavoro psicologico prima ancora che statistico. E tutto quello che ruota attorno a Meret è diventato stancante dal mio punto di vista, ma di una faziosità da ogni punto di vista. Oggi ha fatto una partita pulita, qualche sbaglio loro, un paio di parate facili, ma quell'uscita è un'uscita che prima non faceva, perché è arrivato quasi al limite dell'area di rigore, che 16,50 metri, è rimasto alto perché lo scavetto gliel'aveva fatto, e quello è un grande intervento, lo dobbiamo dire, per tempismo, per pulizia. Anche nel secondo tempo Meret arriva addirittura fuori dall'area di rigore su quel lancio lungo. Non è stato fantascientifico, a volte lui è un po' più pulito, a volte un po' più insicuro con i piedi, ma veramente oggi non possiamo dire nulla. Il gol, ci sono più di una sbavatura
però il Cagliari, per quanto abbia fatto un'onesta partita, ordinata, eccetera, con tutto il rispetto, non c'era da parte mia come prima, se non sono ideologico, sapete che non manifesto odio nei confronti di nessuno, un pochino, anche se, e quello l'abbiamo visto, Valerio immediatamente ha fatto vedere il giro, abbiamo concesso troppo, soprattutto per lo dico con educazione, modestia del Cagliari, modesta e onesta come squadra. Vabbè, sì, si parla ovviamente, come avevi detto proprio prima, del filtro del centrocampo, avversari che tirano da tutte le parti, e resta Lobotka spesso molto solo. Guido, visto che non siamo ideologici, domanda per te: Demme ha una chance da titolare in Coppa Italia? Allora, io questa domanda la voglio dividere in due. Tendenzialmente no, ma perché se lo fa sono quelli mazzarriati che ci costano una partita, un giocatore che non vede il campo da quando io avevo i capelli neri, e lo diciamo con affetto. Guarda, io dico una cosa che già sarò l'unico al mondo, manco in Italia. Il Napoli deve vincere la Coppa Italia per svariate ragioni. No, bravo, non che la può vincere, né che deve per forza. La prima, perché sarebbe importantissima una stagione che sarà difficile e per ora anche particolarmente umiliante. Pensa a una stagione umiliante con in questo momento meno 14, la Veta, vincere un trofeo e il potere politico nel calcio, e non solo nel calcio, te lo danno i trofei. Se la Juve non avesse visto tutto questo, non avrebbe avuto quelle sentenze come si è visto il Chievo, per molto meno è stato accompagnato alla porta. Quindi i trofei sono importanti, lo so, coppe, coppette o coppette. Sono importanti da tanti punti di vista, a parte economico, ti dà la possibilità l'anno prossimo intanto di avere la certezza di partecipare alle coppe europee, lo so che non è la Champions, di giocarti un altro trofeo, la Supercoppa, di essere attrattivo, cioè una società che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno porta a casa un trofeo pure nelle difficoltà. Seconda cosa, noi, e lo dice la storia recente del Napoli, quando lottiamo, quantomeno pensiamo di lottare per lo scudetto a traino, andiamo in Champions League, quando non lottiamo manchiamo la qualificazione. Serve lottare per degli obiettivi concreti. Per questi giocatori la qualificazione è importante per la società anche nella loro testa, però sai, non è un obiettivo concreto come una coppa, come un trofeo, come una finale. Le finali sono tutte finali. Quindi rimanere aggrappati a una competizione e vincerla automaticamente, altro che ti toglie energia, ti deconcentra, ti può portare a essere più fattivo in campionato. Abbandonare la Coppa Italia, lo so che molti diranno noi ci dobbiamo concentrare sul campionato, una coppetta non serve a niente, secondo me sarebbe sbagliatissimo da tutti questi punti di vista. Quindi ci sarà un ampio turnover come facilmente immaginabile, però è una competizione non più da onorare, da vincere, perché intanto è un piano B nel caso dovesse andare male, e per tutte queste ragioni, perché è ovvio il Napoli dipende dalla qualificazione della prossima super allargata UEFA Champions League. Non voglio dire, Valerio, la chiudo, che come l'anno quando Maradona fu costretto ad andare via dall'Italia perché cambiò il calcio, ecco, vedi, manco abbiamo detto. Sì, è un semplice la Supercoppa è più breve, te la giochi, anche non la voglia vincere, la sto sminuendo, però la Coppa Italia lo so che sono ottavi di finali, quarti, semifinali, andate e ritorno e finali, però intanto sono 5 partite, qualche mese in più, è una mia idea, lo so, sarò bombardato, dobbiamo uscire, non conta niente, una coppetta, sono coppette, e poi ti dico quest'altra cosa. Quando io facevo la mia battaglia persa sul ranking, parentesi, trovo molto scorretto che tu attacchi Garcia, non tu Valerio, per il punto perso con l'Union Berlino, però nello stesso tempo non contava nulla la partita con Liverpool. Perché? Punto è quello, cioè quel pareggio l'anno scorso, vabbè, ma eravamo già primi, già qualificati, ho capito, ma non erano 2 punti di ranking web, non è che nella somma del ranking dice, vabbè, quello non conta a questo punto. È un atteggiamento appunto da squadra perdente provinciale, essendo tra l'altro una competizione molto breve per il Napoli, ogni partita devi cercare di ottimizzarla, anche in un'eliminazione, un pareggio, cioè, chiusa questa parentesi,
Tu non lo sai come si svilupperà il futuro. È chiaro che uno scudetto peserebbe, cioè. Però tu pensa una scelta di selezione diversa di un campionato del mondo, per esempio in Arabia, cioè, e quindi a parità di scudetti adesso tra Roma e Napoli. Allora sono a parità di scudetti, chi ha più Coppa Italia, chi ha più È vero, anche perché poi queste cose le cambiano in corsa, noi ancora non sappiamo quali sono i criteri. È meglio vincerli, cioè, senza dubbio. Senza dubbio, se ci fosse bisogno di ripeterlo, senza dubbio è così. Adesso è ovvio che è più facile attaccare Garcia, non puoi tornare indietro nel tempo, ma un punto qua, un punto là di ranking perso, oggi ti facevano comodo e ti costringevano e ti favorivano meglio a una vittoria in meno, no? Invece di doverne fare 3, servivano 2. Certo. Domanda a bruciapelo per il signor Gentili: Osimhen, Cavani, Higuain, chi il migliore tra i 3 negli ultimi 13 anni? Sono contento perché è un arco temporale dove possiamo fare un confronto omogeneo. Higuain era più completo, Cavani ha più carattere, Osimhen appare che abbia più fame di Cavani, è maturato rispetto ai primi anni. Cioè Higuain io l'ho visto dal vivo più volte, ragazzi, aveva un controllo di palla, una gestione proprio del suo corpo, fisicamente dei 3 pensiamo che era il meno straordinario. Cavani, mi ricordo un Udinese-Napoli dove sbagliò un rigore, poi fece doppietta segnando su punizione, si tolse la maglietta, altro che Cristiano Ronaldo. E ancora adesso è impressionante. Canali è uno che non saltò una partita, non so, altro che i sostituti. Credo da questo punto di vista tecnico e tattico Higuain una spanna sopra, però Cavani comunque ha fatto una carriera importantissima. Rispetto a Higuain, Cavani aveva meno il tempo del passaggio, poi ci sono stati degli astri. Higuain aveva questo in più. Osimhen, che comunque è giovane, quindi uno si è ritirato, l'altro ormai è prossimo al ritiro, quindi è anche da questo punto di vista non è omogeneo il confronto, perché dobbiamo aspettare a fine carriera, potrebbe diventare eccezionalmente inarrivabile Osimhen. Quindi, però Osimhen si può dire che non ha la tecnica di Higuain sicuramente, con quella di Cavani anche era capace di segnare dal calcio di punizione, dove devi avere tecnica, devi sapere come mettere il piede. Osimhen ogni tanto fa delle cose che tecnicamente non sono concepibili per un giocatore del suo livello, poi però 7 palleggi e se la porta avanti col tacco circondato da 3 persone è straripanza fisica, ma c'è anche tecnica dentro. Sì, ma non è che stiamo contenti che li abbiamo avuto. Se mi posso permettere, c'è una componente che poi è anche caratteriale, no? che Cavani e Osimhen hanno, forse anche perché Higuain aveva una tecnica talmente superiore che si è portato un po' a non averne bisogno, che ragionano in principio di scarsità, si dice in economia, no? Cioè ci credono fino all'ultimo. Cioè non è che un palleggio, vabbè, non è andata, è 20 metri, non ci arrivo, cioè ci provano fino all'ultimo, perché hanno questo credo, no? Scusami il termine, senza scomodare la religione, la spiritualità, con massimo rispetto, che Higuain non aveva, non che poi non era un giocatore che finalizzava, uno che ha fatto 36 gol, e lo sappiamo, però loro hanno questa, non è manco una questione di fame, è proprio di un credo. Quando tu dici, ed è un fatto penso istintivo, che poi ovviamente come qualunque cosa nello sport tu coltivi e alleni, però ce l'hai o non ce l'hai. E Careca? Io anche se sono piccolino l'ho visto, si rimette sotto braccio tutti quanti, perché Careca era bello. E questo, se uno rivede dei gol di Careca, poi Careca era bello e aveva in più rispetto a loro, poi sono altri tempi, bisogna vedere con gli allenamenti di oggi, le tecniche di allenamento, di alimentazione, ecco, quello lì non è confronto omogeneo, era la leggerezza, ci sono dei gol che fa Careca che sembra che lui non cammina, non fa sforzo, eccetera, non ti dà l'idea della potenza che aveva Rummenigge, anche se comunque lo era, no? E questo era quel binomio Maradona e Careca,
soprattutto chi li ha visti giocare, allenarsi. Io mi ricordo un Lecce-Napoli, Valerio, che hanno appena inaugurato in Via del Mare, all'epoca erano 55.000 spettatori perché senza i sediolini. Il sabato andarono a vedere allenare il Napoli, Lecce aveva 83.000 abitanti, 85.000, praticamente tutta la città era a Via del Mare a vedere allenare il Napoli, per farti capire che attrazione era un altro calcio. No, gli stadi non si riempiono. Senti, a proposito di altro calcio, visto che io non ho nulla da dire su Giuliano che non sia per sentito dire, hai qualcosa che non si è detto, qualche momento, qualche... Ma io conosco i miei limiti e sono una persona, a prescindere da quella che è l'educazione, c'è una cosa che ho capito nella vita: quando tu sai stare al mondo, che è diverso dall'educazione, non sono così vecchio rispetto ad altri. Mio papà l'ha visto giocare e soprattutto non ho avuto la conoscenza diretta che ha avuto come nella vita maestro Caratelli. Mi sentirei piccolo rispetto a dei bei ricordi che hanno dato delle bellissime personalità come Caratelli e altri, e mi sentirei di dire qualcosa di più elegante rispetto a qualcuno che come sempre si intromette. C'è una cosa molto bella di Saviano, che l'ho detto l'altra volta, nel ricordo meraviglioso, se non ve l'ho detto forse immaginavo di dirvelo, no? Lui ha fatto il ricordo di Maradona in occasione dell'anniversario, e la vera tomba di Maradona è in Morales ai Quartieri Spaglioni. È una cosa che io vi ho detto e probabilmente stavo sulle scatole più, che non è vero che Maradona è stato amatissimo, soprattutto quando è andato via, no? E mi fece male proprio come persona al momento della sua morte tutto questa fila di colleghi. Io lo stavo venuto a salutare, sembrava una grande festa che avesse salutato 50 persone. E uno dei passaggi di Saviano, che non è Guido Gentile, cioè Saviano è un mostro, un fuoriclasse, tra l'altro è bellissimo il ricordo perché non è retorico, non è ruffiano, non omette nulla, però si sente quel romanticismo partecipato di chi è cresciuto in quel territorio. Secondo me è un capolavoro dal mio punto di vista letterario quello che fa. Lui dice 100.000 persone hanno accolto Maradona e se n'è andato via senza nessuno. E adesso l'ha detto Saviano, non Guido, e quindi per il rispetto che ho nei confronti di Antonio Giuliano, lui odiava essere chiamato Totonno proprio perché ecco qua, vedi, per esempio, questa è già una cosa che non sanno, questa è una cosa che mi ha detto sempre mio papà, che insomma 80 anni l'ha vissuto, ho detto no, era un uomo tutto d'impezzo, per essere amico di Zoff significa che era compagno di stanza di Zoff quando giocavano in Napoli nazionale, non dire, ma se no sembra una gaff. Zoff è una leggenda assoluta, e quindi questi due caratteristiche, odiava tutto ciò che era lo stereotipo superficiale, folcloristico napoletano, perché poi in realtà questa è una cosa, forse perciò ci piaceva mio papà, no? Mio papà è un napoletano, molti dicono quando lo conoscono tipico, in realtà è un napoletano tipico secondo alcune categorizzazioni nei napoletani, no? Non è che tutti i napoletani gesticolano, dicono parolacce, sì, beve il caffè, cocente, Edoardo, eccetera, però lui odiava il soprannome, odiava una certa facilitazione della rappresentazione napoletana, era tanta concretezza, però fuori dal suo territorio, quindi mi è costretto a raccontare. Amava e difendeva la città, come lo facciamo noi che non viviamo a Napoli. Vero. Interessante quello che ci ricorda Aniello sotto. Siamo passati da care, tiro la bomba, che era proprio, ti dava quella spinta anche ritmica assoluta, a prega per noi Don Raffaele. Io non ce la... Guido, è una battaglia che nessuno fa e io me ne faccio caposaldo, capofila, perché è una lagna, perché se poi ci lamentiamo che al Maradona il Napoli non vince, si prendessero responsabilità anche i tifosi. È una lagna assoluta. E oltre a prega per noi Don Raffaele, se gonfia la rete, c'è anche un'altra che devi fare gol, non so quale è ancora più una lagna di quell'altra, non ne usciamo più. No, mi trovi perfettamente d'accordo. Poi la mia formazione modesta, diciamo, di appassionato musicale, c'è una frase che mi contraddistingue, no? È quella del Grande Freddo, quando
Kevin Klein risponde a Goldman perché hanno fatto altra musica, ha detto è abbastanza para dei grandi classici del rock. È una delle gag che faccio con mio fratello, perché io lo sforzo dei Radiohead, che già sono ormai storici rispetto a Radiohead, ormai già sono anzianotti, no? Però diciamo la mia formazione non è certamente, insomma. Ma io penso i Chicago Bulls, io che sono lakersiano, in privato ci ho scritto quella cosa, insomma, speriamo che ha funzionato, è vero. Ha funzionato, io ero molto sereno, purtroppo, nel senso che i Lakers hanno perso, da che Napoli vince, proprio che l'introduzione allo starting file dei Chicago Bulls era una celebre canzone dell'Iron Person Project, che è meravigliosa, è trascinante. Tu entri là, a parte che Jordan, tu con quel po' di canzone parti già 20 punti sopra. È vero, dice una guerra persa, perché poi il resto dello stadio, se non fa nemmeno quello, stanno sugli smartphone. È proprio vero quello che dice Pep. E quell'altra era sì, dobbiamo fare go, bisogna vincere, proprio sempre più lagnoso. Domanda per Guido: quanto credi che le parole di Politano a fine partita sullo scudetto, per cui lottare, sono parole che appartengono davvero alla squadra e alle quali la squadra si aggrappa? Io non so di quale non le ho sentite, quindi con onestà vi ho detto. C'ho anche una famiglia, ho detto ragazzi, recupereremo tutto il recuperabile. Io ringrazio Guido. No, perché che tra l'altro è sempre molto carina con me, ma stasera è sabato, è tornata. Stavo facendo tutti i miei calcoli, insomma non vi voglio raccontare episodi di vita domestica eccetera, che mi sembrano abbastanza inutili, noiosi e anche insomma un po' provinciali, però infatti vi ho detto non ho sentito conferenza, poi le recupero. Vabbè, il ragazzo comunque ha tutto diritto di crederci, di lanciare un grido di battaglia o di usare parole di circostanza. Cioè, io su queste cose non solo ha detto Spalletti, è uscito mi sembra un articolo di Aldo Grasso, che tra l'altro sta facendo una battaglia come Valerio ne fa molte, e anche io, no? Etiche, sociali. Lui sostiene, insomma, Aldo Grasso è il critico televisivo, no? Il critico televisivo, è veramente bravo, che si parla troppo durante le telecronache delle partite, quindi si parla troppo, poi alla fine i giocatori si sono anche, diciamo, un po' fatti furbi, imparati determinate frasi, insomma, intoccabili, no? Diciamo. Però, insomma, io non mi attaccherei a questo, poi alla fine Osimhen fa tutti quei controlli di palla, poteva buttarsi a terra, invece si gira sul piede perno, vuole liberare Akvara che tira quella gran sassata, prende il palo interno. Le parole contano zero, poi nel calcio devi giocare bene. Bellissimo, chiudiamo così. Aston Villa è terzo in campionato, ragazzi, perché Emerin doveva... perché... Vabbè, abbiamo tempo per fare analisi, per fare tutto nei giorni che verranno. Sì, c'è anche il sorteggio in diretta. Quando sarà lunedì? Io starò in campagna, dalle 3:30 sono confinato con l'amore nel mio, no? Quindi alle 12 è il sorteggio. Sì, vediamo. Sapete che non mi appassiona, perché quello sei un soggetto passivo, cioè non ho mai giocato all'otto, no? Non abbiamo nessuna né abilità né potere, sperando che siano onesti, noi sorteggi, quindi quello che esce, poi una volta che esce una squadra tu devi studiarla e affrontarla, però diciamo le notti prima non degli esami, dei sorteggi non mi suscita, non mi spiace deludermi, nessuna emozione, non mi faccio nessun calcolo. L'unica cosa che vi dico, ricordate, poi non so come verranno sorteggiate, no? Perché la discriminante è l'Ipsia. E questo vi spiego perché un collega ha detto un sacco di stupidaggini su questo, perché l'Ipsia non può essere sorteggiato, mi sembra, col City che è nel suo girone e con le due tedesche. Col Bayern, ecco. Quindi se il Napoli esce primo, esce City, è finita, nel senso. Ma l'Ipsia può essere sorteggiato con 5 squadre, non con 7. In questo, per tutto un calcolo statistico, sapete, io amo i numeri, in questo modo, aumenta in realtà le possibilità del Napoli, che può essere sorteggiato con tutti, tranne con la squadra dei suoi stessi gironi, Real Madrid,
E questa è l'unica squadra, perché tutte le altre, poi il PSV con tutte, insomma, non hanno, ovviamente, tranne la squadra seconda in classifica con la prima del suo stesso girone. Quindi bisogna vedere quando viene sorteggiato il Lipsia. Se viene, perché questo aumenta delle possibilità delle altre squadre. Essendo le spagnole tutte prime, se ci fosse stato il caso di Real Sociedad e Inter sarebbe stato un problema, perché l'Inter prima non poteva essere sorteggiato con Napoli, ma il Real Sociedad non poteva essere sorteggiato con il Real, Atletico e Barcellona, e aumentava ancora di più, perché un collega anche ha detto non ci interessa quel girone. No, come non ci interessa? Ci interessa tanto quel girone. E ci interessava pure Atletico con la Lazio. Certo. Non considerano questi, forse perché io un po' i numeri me li studio, ma scusate questa noia. Ti ringrazio Valerio, saluto gli amiche Bellini e gli amici Bellini, vado a vedere se non ho divorziato nell'altra stanza. Un abbraccio. Un abbraccio a tutti e vi aspetto lunedì. Prima ci saranno, penso, i sorteggi e poi Napoleone sul mio umile canale, un film controverso. Un abbraccio a tutti. Ciao Guido, un abbraccio a te. Guido Gentile, piano sequenza su piano sequenza su YouTube. Grazie a tutti amici Bellini e amiche Belline. Ci aggiorniamo domani, c'è un fitto calendario di impegni, di contenuti, perché domani è analisi tattica, poi lunedì dobbiamo capire questa cosa dei sorteggi, non so se mi sveglio al mattino per andare live, poi ci sarà da fare, vediamo la conferenza, ci sarà da fare il recap di tutte le cose, perché se noi parliamo solamente del Napoli non capiamo il calcio, quindi dobbiamo vedere. Vuoi vedere, e la chiudo così, vuoi vedere che l'uomo fondamentale alla fine è Mario Rui e non ti sei mozzicato la lingua? Perché giustamente l'avevo capito già, proprio in sede di sigla avevo capito l'importanza di Mario Rui. Chi non lo capisce non fa niente, lo capirà.